Signore e signori, buonasera. Prima puntata di Agricoltura di Sera, il talk show di Antena 3 dedicato al settore primario. Perché un talk show dedicato all'agricoltura, agli agricoltori? Per 2 e 3 ordini di motivi. Il primo, una scelta editoriale. Siamo partiti dopo 600 puntate da 24 minuti a oltre 40 minuti ogni settimana dedicato a questo settore e non c'era più spazio. La seconda invece per una scelta voluta dagli agricoltori che hanno chiesto di poter comunicare di più cosa fanno ogni giorno, quanta fatica per produrre quello che poi noi mangiamo. E la terza proprio per i consumatori, per i cittadini, perché conoscendo l'agricoltura c'è anche maggiore consapevolezza nelle proprie scelte, ma non solo. Pensate solo alle passeggiate che fate in montagna, se non c'è ad esempio un malgaro o un agricoltore che va a sfalciare, quelle passeggiate non le fate. Per tutti questi motivi allora parte Agricoltura di Sera, ogni mercoledì dalle 21 su Antena 3. E adesso la sigla. Il 2025 si è chiuso economicamente bene per la produzione agricola veneta, più 7,1% a valore, trainato dall'aumento dei prezzi di mercato, con un saldo di 8,8 miliardi di euro. Tutto bene dunque? Non proprio. Ad esempio per diverse orticole, come il radicchio di Chioggia, che ha segnato un meno 20%, o nelle colture industriali, la bietola da zucchero, con un crollo di quasi il 40% degli ettari coltivati, che si sono mangiati più di un quarto della produzione regionale. E non va meglio per la frutta, con cali generalizzati per tutte le varietà, a parte il kiwi in aumento più 16,1%, ovvero 50.000 tonnellate. Il vero problema è la tendenza all'espianto, con eliminazioni di frutteti che vanno tra il 2,9% delle pesche fino all'11,2% del pero. E se questa è la parte del bicchiere mezza vuota, l'altra mezza piena, non a caso, vede in prima fila il settore vitivinicolo, con la superficie coperta che continua a espandersi e lo strapotere delle bacche bianche. 3/4 delle aree evitate, non a caso, sono di glera, prosecco e pinot grigio, con buone notizie anche dai mercati internazionali, dove l'export tocca i 2,2 miliardi di euro. Fin qui le coltivazioni, poi ci sono gli allevamenti con le dolenti note del latte. Calano le aziende ma non i capi, così non sono variate le produzioni. 1,1 milioni di tonnellate di latte, con un aumento dell'1% rispetto al 2024. Questo però contrasta con il valore del latte salito nella prima parte dell'anno, per poi crollare a causa dell'immissione nel mercato di un mare di latte spot a 23 centesimi contro un valore minimo di produzione all'allevatore di 47 centesimi al litro. Ci tiriamo su con gli allevamenti avicoli e la produzione delle uova, che vede il Veneto primo in Italia su tutti e due i fronti. E se crescono gli allevamenti di polli, calano invece quelli di tacchini. Profondo rosso infine per la pesca, con un meno 7,4% dello sbarcato nei 6 mercati ittici veneti: Caorle, Chioggia, Pila, Porto Tolle, Porto Viro, Scardovaria e Venezia, ma con un aumento dei prezzi e quindi del fatturato che però non compensa chi va per mare. 659 barche attive, con un calo delle imprese dell'intera filiera dovuto in gran parte alla chiusura di molte aziende polesane in seguito alla decimazione della produzione di vongole veraci causata dal granchio blu e ora anche dalla noce di mare. Questo dunque il quadro dell'agricoltura veneta, grazie ai dati di Veneto Agricoltura presentati alla Fiera Agricola di Verona del febbraio scorso. Vi presento gli ospiti di questa nostra prima puntata, che tengono a battesimo la prima puntata di Agricoltura di Sera. Partiamo alla mia destra con il presidente di Confagricoltura Veneto, Gian Giacomo Scotti Monaldi, poi abbiamo il neo-assessore all'agricoltura Dario Bond, alla mia sinistra abbiamo invece Maria Grazia Morgan, preside dell'Istituto Cerletti di Conegliano, e poi abbiamo il direttore di Veneto Agricoltura ed ex assessore Caner. Allora, intanto cominciamo con l'assessore Bond. 3 mesi, poco più, dalla lavatrice alla centrifuga subito? Allora, il settore dell'agricoltura in Veneto è un settore pieno di energia. La fotografia dei dati è una fotografia che è fatta
dalla vostra reazione in maniera precisa, però c'è tanta iniziativa, prova ne è che noi abbiamo un numero elevatissimo di domande di primo insediamento e non riusciamo probabilmente neanche a dar seguito a tutte. Prova ne è che siamo i primi, ma non è merito mio, è merito di chi mi ha preceduto e dello staff che lo ha seguito. Prova ne è che noi abbiamo una quantità di soldi del CSR, piano sviluppo rurale, chiamiamo come vogliamo, ma purché i telespettatori capiscano che in questo momento pari in termini di utilizzo noi abbiamo raggiunto il massimo, cioè praticamente in 2027-28 non sappiamo neanche dare una risposta se non ci danno altri soldi per altre domande. Siamo bravi? Sì, ma sono bravi gli agricoltori, sono brave le aziende agricole, sono bravi i giovani che ci credono, sono bravi i tecnici che seguono le aziende, sono brave le scuole di agraria, diciamo gli istituti tecnici agrari, forestali, agrari e altro. Cioè, c'è un sistema che il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, definisce è uno Stato nel sistema agricolo. Quando il Ministro mi ha chiamato a Roma, mi ha detto attenzione, devi impegnarti tantissimo, perché questo non è una regione, questo è uno Stato. L'agricoltura del Veneto è l'agricoltura di uno Stato. Prendi un qualsiasi Stato, ha tutto, quindi devi impegnare e noi ci saremo. Ecco, questa è la sintesi. Io, te l'ho detto prima, come fosse una campagna elettorale, continuo a salire in macchina, scendere, parlare 5, 6, 7, 8 incontri, ma li faccio perché è un cuore che pulsa forte, che ha tanta energia, che ha tanto sangue, che ha tanta voglia di mettersi in discussione e noi come politica dobbiamo ascoltarli, aiutarli e cercare anche di battere i pugni dove i soldi non vengono consumati. In alcune regioni che sono lì 700, 600, 700 milioni di euro, noi dobbiamo in qualche maniera convincere queste regioni a darcene una parte per utilizzarli e per dare una rendicontazione a livello europeo forte. Un'Italia forte, un Veneto ancora più forte. Poi magari parleremo anche del fatto che una nuova ripartizione, mi pare di capire, vede i fondi europei che devono arrivare allo Stato centrale, poi sarà lo Stato centrale che li suddividerà, mentre prima erano direttamente le regioni e andavano a prenderseli. Sei ben informato però. Parleremo anche di questo, che pare che gli agricoltori non gli piaccia molto. Però prima di arrivare proprio dal Presidente Bonaldi, volevo andare da Maria Grazia Morgan, anche per una questione di grado, nel senso che è partito con l'assessore, però come di cavalleria, perché abbiamo anche la madrina di questo programma. Parlavamo di giovani, primi insediamenti, come stanno andando i giovani? Cioè, c'è un aumento di giovani che si avvicinano all'agricoltura, che studiano l'agricoltura? Ma diciamo che per quanto riguarda l'Istituto Cerletti di Conegliano il trend è più o meno quello di questi ultimi 10 anni e quindi anche a livello di iscrizione, insomma, questi sono i dati. Chiaramente la vocazione del nostro territorio, parlo soprattutto di una fascia insomma, che è di tipo vitivinicolo, spinge moltissimo i nostri giovani ad avvicinarsi alla viticoltura e all'enologia, anche perché l'Istituto Cerletti di Conegliano nasce 150 anni fa proprio come istituto di viticoltura e di enologia. Però c'è anche quello di Oderzo. Certamente, e comunque nel tempo si è ampliata l'offerta formativa, tanto è vero che non solo c'è il percorso tecnico, non solo col viticolo enologico, le produzioni, le trasformazioni, la gestione del territorio, ma c'è anche tutta la parte dell'istruzione professionale, sia nel forestale, nell'ambito forestale, che in quello della valorizzazione dei prodotti, sia a Conegliano sia a Piamonte Oderzo, dove abbiamo la nostra sede distaccata. Però i giovani insomma ci credono? Sì. Allora direi che il 90% dei ragazzi che iniziano a frequentare il nostro istituto concludono il loro percorso perché è una scelta molto consapevole. Difficile che un ragazzo si iscriva nella nostra scuola per, come dire, arrivare alla fine della seconda per adempiere l'obbligo scolastico. Normalmente c'è una motivazione sotto molto profonda, addirittura ci sono, ma non pochi, tantissimi ragazzi che mi dicono ma io fin da quando frequentavo le scuole elementari volevo fare questa scuola, volevo frequentare questa scuola. Quindi c'è poco abbandono, quasi niente? Pochissimo, sì. Beh, chiaramente coloro che magari sbagliano percorso vengono riorientati verso il loro percorso più congeniale, però insomma direi che la maggior parte sicuramente sceglie con consapevolezza.
Ecco, quindi primo segnale positivo per questa agricoltura, insomma. Andiamo invece dalla parte, diciamo, di uno dei sindacati degli agricoltori. Dal vostro punto di vista? Dal nostro punto di vista, no, tutto sta funzionando, però abbiamo delle sfide molto importanti da affrontare. La nostra regione è poi in prima fila su alcuni settori, dal mondo del vino ovviamente, di cui rappresentiamo una fetta importantissima a carattere nazionale e internazionale, e poi via via tutti gli altri settori, zootecnico, orticolo, i seminativi dai grandi cereali, il latte, insomma la carne. Ci sono tanti settori che in questo momento lottano, competono. Da Presidente, cos'è che la preoccupa? Ma qual è il settore che la preoccupa maggiormente qui in Veneto? Beh, allora facciamo così. Do l'assist per la notizia che è arrivata ieri, no? Sì. Diciamo che sono dei settori che hanno più difficoltà di altri che riescono a affrontare meglio il mercato. Oggi come oggi, proprio sulla notizia proprio di ieri, che in realtà un po' conoscevamo, il settore della bietola da zucchero sta soffrendo particolarmente sotto molti punti di vista. Lo zucchero a livello mondiale, il livello del prezzo dello zucchero, la produttività a livello italiano sulle nostre bietole, che hanno tutta una genetica magari che dovrebbe essere sviluppata, ma noi contiamo molto anche su Veneto Agricoltura, sull'assessorato, per cercare di sviluppare nuove varietà. E la notizia è proprio la chiusura da parte della cooperativa CoproB dello stabilimento di Pontelongo, che insieme a quello di Minerbio sono gli unici due rimasti in Italia e sono sopravvissuti nel corso degli anni. Il fatto che venga sospesa l'attività sull'unico impianto in Veneto è certamente preoccupante, perché sospendere l'attività significa rimandare una serie di manutenzioni o di attività. Confidiamo che tutto possa riprendere nei prossimi anni, però non è una notizia positiva questa qui, no. Senz'altro ne dobbiamo prendere con molta preoccupazione. Ma rischiamo di perdere la filiera quindi saccarifera? La filiera saccarifera sta soffrendo sempre di più. Lo zucchero rimane una produzione strategica a livello nazionale. Noi dobbiamo fare di tutto per cercare di mantenerla, perché finché noi diciamo che ma tanto lo zucchero lo possiamo comprare dappertutto, è vero, ma quando ci sono delle tensioni sui mercati internazionali molto forti, cominciano a mancare queste materie prime, e lo zucchero è alla base di tutti i nostri alimenti. E il fatto di avere una filiera anche nazionale, che poi non possa far fronte a tutto il fabbisogno nazionale, però è comunque molto rilevante, è importante, anche perché il nostro prodotto Made in Italy, che noi diciamo che vogliamo produrre in maggior parte con i nostri prodotti, lo zucchero è una componente fondamentale. Sappiamo la storia della Ferrero, che ha cominciato a cercare mercati all'interno per il discorso della nocciola, perché se no la Nutella non può scrivere 100% italiano. Certamente. E allora veniamo all'ex assessore e direttore di Veneto Agricoltura. La richiesta era quella, la sperimentazione, le nuove tipologie, chiamiamolo così, di prodotto. Ad esempio, dicevamo prima, la bietola probabilmente risente delle malattie, del fatto che noi come Italia facciamo meno trattamenti rispetto ad altri, giusto? Ma assolutamente sì, questo è un tema che, anche confrontandomi spesso con l'assessore qui presente in studio, pochi giorni fa discutevamo proprio di questo. Ma gli dà qualche suggerimento? No, non ha bisogno di suggerimenti. Dario è molto preparato sul tema, semmai possiamo confrontarci sul fatto da dove ho lasciato io e da dove comincia lui. Questo sì, ma non è questione di suggerimenti, è questione di essere in linea anche con i due ruoli diversi che abbiamo, che sono complementari e che sono fondamentali per dare una risposta al mondo degli agricoltori, che in un momento come questo vivono una situazione effettivamente di difficoltà, perché se da un lato abbiamo visto i numeri di cui abbiamo parlato prima, e anzi vi faccio i complimenti perché avete sintetizzato in poco, avete fatto la fotografia dell'agricoltura veneta, dall'altro ne emerge un quadro di chiaro e scuri che però vede il tema del cambiamento climatico che sottende un po' tutta questa situazione. Il tema della barbabietola l'abbiamo detto prima, ma potremo parlare di tantissime altre culture che con il cambiamento climatico, le fitopatie che vediamo in campo adesso, il tema della siccità, necessitano purtroppo di un intervento. Allora Veneto Agricoltura deve fare questo, io lo dico sempre e lo ripeto, ormai l'assessore è stanco di sentirmi da questo punto di vista qua, dico Veneto Agricoltura sicuramente è un ente che deve gestire anche, perché ha anche questo compito molto patrimonio della Regione Veneto, ma deve tornare al suo core business, che è più che la ricerca, che magari la fanno gli istituti universitari, che tra l'altro sono a fianco a noi, insomma lì a Legnaro, Agripolis è a fianco, il CREA,
però innovazione, sperimentazione e trasferimento delle conoscenze. La formazione al mondo diciamo agricolo è fondamentale. Sulla barbabietola bisogna ricercare, fare. L'altro giorno mi hanno chiamato per esempio il consorzio dell'asparago che ha lo stesso identico problema. Potremmo parlare dei radicchi, lo stesso radico rosso che è uno di quei settori che è andato in difficoltà quest'anno con il cambiamento climatico, il minor freddo o una siccità diversa, oppure l'acqua che arriva in momenti diversi. Lo stesso problema della frutta. Guardate che al di là dell'espianto il problema ormai è strutturale, cioè far frutta adesso col cambiamento climatico e il fatto che magari piove di più nel momento della fioritura è un problema, e quindi è per quello che poi avviene l'espianto. Ecco che qui bisogna intervenire, no? Anche perché no con le cosiddette TEA, con le tecniche di evoluzione assistita, per poter avere delle piante che resistono di più a determinate fitopatie, che necessitano di meno acqua, che resistono agli stress climatici e ai cambiamenti repentini che ci sono. Io credo che il Veneto ha il compito da un lato di mantenere la tradizione delle proprie produzioni, dall'altro, essendo una regione importantissima e tra le più importanti a livello italiano e non solo, ha il compito anche di innovare. Quindi noi dobbiamo coniugare tradizione e innovazione. Questo è il compito che secondo me questa azienda, assieme all'assessorato e assieme alle associazioni di categoria che su questo sono fondamentali, e le ringrazio anche per il lavoro sul programma che loro fanno, perché tanti stimoli ce li danno, è quello che noi stiamo facendo e che dobbiamo continuare a fare. Ecco, allora su questo tema vi faccio sentire cosa ne pensa un frutticoltore, Amedeo Tonon, che produce pere, pesche ma anche kiwi. Vediamolo insieme. Amedeo Tonon, lei è un frutticoltore. Le criticità di questo settore? Questo settore è in crisi, diciamo che è in crisi da un bel po' di tempo per varie problematiche. Le problematiche principali sono di ordine fitoiatrico, difficoltà in gestione delle piante, soprattutto nella difesa delle culture. Lei ha piante sia di pesche che di pere che di kiwi. I kiwi invece stanno andando benissimo? Sì, i kiwi stanno andando abbastanza bene, soprattutto per le varietà gialle, al netto delle problematiche che abbiamo detto in campagna per quanto riguarda moria e difficoltà nel reperire materiale sano nei vivai italiani. Sente la concorrenza da parte del prodotto straniero? Mi viene in mente la Spagna, ma anche la Grecia. Sì, soprattutto della Grecia, che sta investendo parecchio nel nostro settore, soprattutto nei kiwi, con prezzi concorrenziali. Senta, quindi cosa possono fare le istituzioni, ad esempio la Regione? La Regione può darci una mano, come ha sempre fatto, sostenendoci nei vari progetti di ricerca di cui abbiamo bisogno. Magari mi viene in mente progetti di difesa, soprattutto nella cimice asiatica, e nella ricerca di prodotti alternativi per difenderci da questo insetto. Perché poi il vero problema è che noi combattiamo, diciamo, cercando di diminuire i trattamenti, di renderli più leggeri e quindi prodotti più sani. Gli altri che poi ce li importiamo, queste cose non le fanno. Torno un attimo dal direttore. Ma sì, assolutamente sì, questo è un tema perché purtroppo all'estero permettono anche l'utilizzo di alcuni agrofarmaci, prodotti fitosanitari che da noi per esempio sono vietati. Pensiamo anche allo stesso mais e frumento, come in Canada, come viene essiccato utilizzando il glifosato dato alle temperature e poi viene importato. Da noi certe pratiche sono vietate, per fortuna anche da un certo punto di vista. Dall'altro però noi diciamo all'Europa, penso che l'assessore su questo possa assecondarmi, se da un lato noi diciamo all'Europa attenzione che ci vieti l'utilizzo di determinate molecole, dall'altro devi darci delle alternative. Allora le alternative o permetterci di sperimentare, per esempio anche col tema delle TEA, delle tecniche di evoluzione assistita. Prima Amedeo Tonon, che conosco, diceva dovete aiutarci a combattere in questo caso la cimice asiatica, o potremmo parlare dello Scaphoideus per la flavescenza dorata, ma dobbiamo studiare dei prodotti alternativi specifici, cosa che tra l'altro stiamo facendo anche sul confronto che sempre ho con l'assessore Bond, per capire per esempio perché non studiare prodotti nuovi specifici che possano colpire quel determinato insetto senza creare danni né all'ambiente né ad altri insetti. Ecco, questo secondo me è importante, però ci vuole il Ministero della Salute che ti autorizza, ci vuole l'Europa che ti autorizza, ci vuole un lavoro di squadra che deve essere fatto. Ecco, allora se facciamo questo, e ne ho
un'Europa che secondo me, e qui dopo passo la palla così ti do l'assist per l'assessore, deve continuare. Ma cosa mi piace di più è che in agricoltura, vedi, perché conosciamo entrambi le tematiche, è un'Europa che non deve ridurre i fondi, deve metterne di più a disposizione, perché questo lavoro di cui io sto parlando esige maggiori finanziamenti, ma non a pioggia agli agricoltori, ma specifici per permetterci di fare un'agricoltura sostenibile. Assessore, ma tornando, ti ascoltano. Tornando, però volevo fare una sottolineatura sulla Bietola. Poi ho visto che ha preso, sì, che ha dato la parola a Tonon e quindi giustamente non sono intervenuto. Però sulla Bietola io sono preoccupato, Presidente Bonaldi, perché c'è un dato. Allora, 2025, 4.590 ettari, no? Di coltivazione, no? 4.730 ettari di coltivazione. In Veneto, certo. In Veneto. Che le rese sono state molto elevate, più 18% rispetto al 24%. C'è un crollo del 39% degli ettari. Ma il dato che voglio mettere qua dentro in studio è che lo stesso dato si sta profilando per il 2025 in termini di coltivazione. Cioè siamo intorno ai 4.300 ettari. Che significa? Significa che il titolare di azienda ha deciso che quella è la superficie che può coltivare, che vuole coltivare, e non si fida di andare oltre. Qui c'è una coppiata che arriva alla fine tra soldi regionali e soldi europei a 1.250 euro a ettaro. Quindi la domanda che uno si pone è: ma perché il coltivatore ha paura di mettere giù Bietola? E qui si collega il ragionamento che fa il direttore Caner. Cioè si collega, ma è un po' un ragionamento di tutti. Perché ha paura? Perché ci sono nella pianura padana, nella piana veneta, dei momenti in cui il calore raggiunge a terra 57 gradi, 58 gradi. E invece di farti crescere la pianta te la mummifica. Sì. Quindi alla fine tu metti giù una semente e rischi di non tirare su niente. Eppure fondamentalmente hai già un buon start di partenza in termini di integrazione di reddito. Allora che fare? Bisogna fare una cosa molto semplice, ma qua va una critica, però arriva una critica secca. È ricerca velocissima sulle sementi, che devono essere molto resistenti, quindi le TEA devono, ormai possiamo sperimentarle in campo senza neanche fare la notifica. Dobbiamo arrivare proprio a una sperimentazione ultra hard, veloce su questa cosa qua. E dopo c'è un altro passaggio però, che anche le aziende sementiere devono in qualche maniera venirci incontro, perché potrei dire la stessa cosa per il mais. Domanda al conduttore, perché in Veneto le aziende sementiere americane ed europee coltivano oltre 5.000 ettari di bietola da seme e se la portano nel nord Europa? Perché fondamentalmente lì trovano un habitat necessario, hanno trovato una semente necessaria per portare in nord Europa, e il nord Europa ha cominciato a fare bene zucchero. Allora è il gatto che si trascina, no? Cioè noi dobbiamo spaccare questo percorso viziato. Perché mi metto sulla bietola? Perché ci metterò la faccia? Ci sto mettendo la faccia, ma ce la metterò ancora, perché io non sono convinto che lo zuccherificio di Ponte Longo si debba chiudere. Noi dobbiamo caricare le nostre batterie di energia per il prossimo anno. Cioè, per dire, il prossimo anno siamo pronti sulle sementi, siamo pronti su una determinata integrazione di reddito, siamo pronti sui contoterzisti che hanno macchine costosissime, siamo pronti anche sul capitale di anticipazione. Il contoterzisti è un altro tema che volevamo toccare, capito? Perché non c'è la terra. Scusa se ho portato via tempo questa roba, però è una roba che mi sta qua. Fa parte della discussione. E allora sentiamo invece cosa ne pensa, anche perché la filiera della barbabietola è di competenza da presidente all'interno di Confagricoltura, mi pare, giusto? Sì, no, come cooperativa dell'Associazione Nazionale Bieticoltori seguo anche il tema. No, io vedo che siamo molto allineati come filiera, come regione e come tema di carattere generale. Allora, gli agricoltori perché non investono più nella bietola? Perché hanno visto che nel corso degli anni mediamente c'è un grosso investimento da fare nella bietola in mezzi tecnici, il risultato in termini di percentuale di zucchero per ettaro è continuamente diminuito perché le varietà non riescono più a stare al passo con i tempi.
le molecole, come diceva anche il direttore Caner, non sono più così efficaci come lo erano una volta, e quindi noi rischiamo di fare grossi investimenti che poi per il cambiamento climatico, troppo caldo, troppa acqua in alcune fasi eccetera, non compensano gli agricoltori, che non vanno neanche a pareggio ma vanno sotto in alcune aree. E allora è vero che è il settore più sostenuto, se vogliamo, percentualmente, per cui si fanno grandi sforzi, si stanno mettendo grosse risorse economiche, ma se non riusciamo a dare un po' una svolta diventa veramente complicato riuscire a tornare indietro, perché la cooperativa ci fa del suo, però deve capire che siamo un sistema molto più ampio, che dobbiamo cercare di gestirla tutti insieme, perché non dipende più dal singolo, dipende proprio da un sistema complesso che vede anche nelle istituzioni e nella ricerca e nella sperimentazione di nuove tecniche genomiche la soluzione. Poi andremo perché poi a casa SEA, OGM, dobbiamo chiarirlo perché sennò facciamo confusione. Però guardate che ogni euro speso sulla ricerca, sull'innovazione genetica, tecnica, è un moltiplicatore che ha molto più significato di qualsiasi altro aiuto che venga dato. Poi io volevo però chiudere perché dobbiamo andare in pubblicità la prima parte. Siete d'accordo nel dire che noi dobbiamo comunque comunicare ai nostri telespettatori a casa che se lo zucchero italiano, perché ce n'è uno solo che è scritto, non faccio pubblicità ma abbiamo capito perché sei una sola cooperativa, anche se costa 2 centesimi di più va sostenuto perché è fatto in una determinata maniera ed è diciamo più sano, comunque meno trattato di molti altri, possiamo dirlo, perché poi il sunto a chi è a casa è questo. E possiamo dire anche che il tiramisù ha una parte anche zucchero veneto e la tracciabilità del tiramisù ha bisogno anche dello zucchero veneto. Ecco, questa è l'altra parte importante, cioè al di là del fatto che compriamo il chilo di zucchero, è il fatto che noi per poter dire è materiale veneto, è prodotto veneto. Anche le aziende dolciarie potrebbero fare la loro parte e io volevo venire incontro a questo settore. Sapete cos'è? Perché le cose vengono direttamente. Sì. Una brevissima battuta da parte della preside Morgan. Abbiamo sentito, siamo andati molto nello specifico perché bietola eccetera. Quanti dei suoi studenti finiscono nel settore del cereicolo oppure hanno intenzione poi di intraprendere la strada ad esempio del contoterzismo, che si fa sempre parte del mondo dell'agricoltura? Allora direi pochi rispetto alla maggioranza che si intraprende più il percorso viticolo enologico, quindi nelle cantine oppure nelle aziende che insomma si occupano di viticoltura. Invece sono carenti insomma, la collocazione in aziende di altro tipo come quelle del cerealicolo, dello zootecnico, caseario. Però lì ci sono richieste, mi pare di capire. Tantissime, non riusciamo assolutamente a soddisfare le richieste che arrivano ogni anno, soprattutto verso giugno, perché naturalmente contano sui diplomati dell'annata, addirittura arrivano anche un anno prima per poterseli in qualche modo accaparrare. Sì, diciamo così, però i nostri ragazzi tendono al settore viticolo-enologico principalmente e invece rimangono scoperti tantissimi altri settori. Le faccio solo un esempio. Ho trovato un florovivaista che mi diceva: io ex allievo vengo giù a Cerletti e vado a tappezzare tutti i muri di avvisi di lavoro. Perché non riesce a trovare assolutamente florovivaismo. Per fare un esempio, ma non vi parlo della zootecnia o del caseario, per esempio del settore caseario o altro. Quindi sicuramente è un settore... È una frontiera anche per i giovani. Certamente. Allora noi adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi riprendiamo perché ci raggiunge un collega, amico e possiamo dire anche quasi mentore, e perché parliamo invece di pesca, altro tasto dolente dell'agricoltura. Però adesso pubblicità. In 3 parole la situazione della pesca veneta. Una tempesta perfetta, un mix incredibile tra cambiamenti climatici e aumento delle temperature che ha prodotto da un lato l'arrivo del granchio blu
e dall'altro una moria in Adriatico che sta colpendo quasi 130 imbarcazioni con una media di 2,5 addetti a testa, fermi da ottobre 2024. Il tema del granchio blu è stato un tema che ci ha accompagnato in questi ultimi anni, quindi la devastazione del settore della vongola verace, soprattutto sul delta del Po, ma anche in Laguna di Venezia, grande crisi anche sulla coltivazione della cozza in Laguna di Venezia per le mutate condizioni climatiche legate alla salinità e ad altri aspetti. Ci stiamo un attimino attrezzando con le nostre aziende per capire se la diversificazione e la variazione dei meccanismi di coltivazione possono portare a una prospettiva. Resta il tema che molte imprese hanno chiuso perché in mancanza di reddito bisogna trovare risposte diverse. E allora avete capito che l'altro argomento riguarda la pesca veneta dei nostri 6 poi mercati ittici. Però prima permettetemi di presentare Fabrizio Stelluto, che oltre ad essere il presidente dei giornalisti agroambientali del Veneto e del Trentino Alto Adige, è un amico e anche un mentore, perché se ti ricordi abbiamo cominciato, anzi io ho cominciato con te nel 1981 in Polesine. Sì, esattamente il secolo scorso, ahimè Lucio. Un secolo scorso, sì, però di strada ne abbiamo fatta e soprattutto tu hai continuato a raccontare l'agricoltura. Senti, non so se hai seguito la prima parte, in questa seconda noi approcciamo un tema che è veramente dolente, che guarda caso ci riporta in Polesine per certi versi, la pesca. Secondo te, dal tuo punto di vista, dalla tua conoscenza, da dove ripartire per rilanciare questo territorio, ma soprattutto questa branca dell'agricoltura e la piscicoltura? Allora, se mi permetti un minuto solamente, perché ho avuto modo di ascoltare la parte finale del precedente tavola rotonda, volevo solo approfittare della presenza dell'assessore, nonché dell'assessore all'agricoltura e del direttore di Veneto Agricoltura, per fare una proposta. Facciamo una campagna di comunicazione insieme per il prezzo giusto per quanto riguarda i prodotti agricoli, perché tutte le campagne promozionali della grande distribuzione, ma in genere il commercio, sono per il prezzo più basso, senza mancare di rispetto a chi ha difficoltà a coniugare il pranzo con la cena. Però c'è una grande fetta di middle class che dovrebbe porsi il problema di scegliere il prodotto del nostro territorio piuttosto che andare solo a vedere il prezzo. Faccio un esempio che è quello del latte. Analogo problema a tanti altri settori, ma se chiudono le stalle nel Veneto, in montagna in particolare, non è che perdiamo solamente delle mucche che meritano il nostro rispetto, perdiamo il territorio, perché quel territorio viene abbandonato e poi frana e con conseguenze facilmente immaginabili per tutto il nostro sistema di vita. Insomma, la sicurezza della pianura nasce in montagna. Ecco, quando andiamo a fare un acquisto, credo che questi siano temi che ci dobbiamo porre. Non è vero che ogni prodotto è uguale all'altro, non solo dal punto di vista qualitativo, ovviamente in primis, ma anche per quello che rappresenta per la nostra terra. Quindi io sono uno di quelli che va a comprare nei negozi del mercato ecosolidale contando che venga data una giusta retribuzione ai contadini del Nicaragua, per fare un esempio. Beh, insomma, credo che ci dobbiamo impegnare perché succeda lo stesso anche per i produttori agricoli dei nostri territori e del nostro paese. Chiudo la parentesi. Quindi noi siamo disponibili, se ci date una mano, insieme a fare una campagna per il prezzo giusto. Per quanto riguarda la pesca, penso che sia da porsi un problema molto più di fondo. So che questa trasmissione vuole rivolgersi al pubblico più vasto. Ci sono molti problemi che stiamo vivendo e di cui vediamo solamente la parte finale. Siamo, devo dire, molto miopi per quello che riguarda la prospettiva. Vale a dire, il granchio blu non è un problema che nasce dal nulla, nasce, come è stato ricordato in apertura, dall'innalzamento della temperatura del mare, dall'invasione di specie aliene. Ecco, nell'orizzonte del nostro mare dobbiamo tenere in considerazione questi dati, perché in attesa della mitigazione dei fenomeni estremi della crisi climatica, noi dobbiamo adattarci. E allora rendersi conto di quello che sta succedendo è determinante. Porto un esempio, è determinante per la pesca, ma porto un esempio a me ancora più vicino.
L'anno scorso ci sono state lungo le coste italiane centinaia di eventi meteorologici definiti cicloni o uragani, parole che fino a qualche anno fa neanche ci sfioravano, le vedevamo lontano in paesi medio orientali o ancora più in là. Oggi sono a casa nostra. Quando noi abbiamo centinaia di uragani e cicloni più o meno forti, ma lungo la nostra penisola, un paio di cicloni cattivi arriveranno, mi pare statisticamente facile da pensare. Eppure è un problema che non ci stiamo ponendo, così come non ci stiamo ponendo il problema dell'innalzamento del mare che sta mettendo a rischio zone importanti come le barene e le lagune anche dei nostri territori. Ecco, questa sensibilizzazione diffusa manca. Dopodiché è vero, c'è il problema del granchio blu, ma è solo la fine di una filiera di problemi. Mi ha colpito molto che ci siano oltre 100 imbarcazioni ferme dall'autunno del 2024. 163, dottore. Cioè, sono tantissime, vuol dire, è un dramma sociale questo. Però se noi non guardiamo un pochino più in là di drammi di questo tipo, rischiamo di averne molti, perché il mare sta cambiando radicalmente. La temperatura marina nel Mediterraneo è più alta degli anni scorsi. Questo, quando incontra le correnti fredde che arrivano dal nord Europa, significa appunto cicloni ed uragani. Il paradosso è che l'andamento demografico del nostro paese sta spopolando le aree interne, privilegiando le aree di costa. In qualche maniera stiamo andando incontro, mi si permetta, ad una sorta di suicidio predestinato, perché sappiamo che quelle zone là, le zone costiere, saranno quelle a maggiore rischio. Eppure non riusciamo a frenare quell'esodo. Bisogna investire sulle aree interne per evitare questo problema e tornare ad avere un paese più equilibrato, soprattutto al tempo della crisi climatica. Mi sembra che abbia fatto un escurso incredibile. Se posso, prego. Se posso, io lo conosco di vista, il dottore, ma mi piacerebbe conoscerlo. Le chiedo io di poterla incontrare il prima possibile, perché la questione del prezzo giusto è una questione che, oltre che essere etica, entra proprio anche nel DNA dell'azienda agricola. Cioè, quando tu al consumatore dici guarda che questo prodotto qui deve costare così per averlo sano, e fai una sorta di parallelismo su questo, diamo una sorta di garanzia al consumatore per la salubrità, e quindi diamo la garanzia della tracciabilità, ma garantiamo anche un reddito all'agricoltore, perché attenzione, ci sono delle situazioni, noi poi ci vantiamo i numeri, diciamo tin, tun, tan, tan, però alla fine ci sono dei numeri su certe coltivazioni che rischiano effettivamente, se va avanti così la speculazione della grande distribuzione, che queste produzioni crollino drasticamente e non si veda più il radicchio di un certo tipo, l'insalata di un certo tipo e anche, dico, il carciofo di un certo tipo. Cioè, è che io, dottore, vorrei capire da lei, se mi aiuta, magari mettiamo in piedi anche un gruppo di lavoro con Veneto Agricoltura, come comunicare, quanti soldi dobbiamo investire, che fare, cioè, perché mi deve insegnare questa roba qua. Metto, guarda, io sono bravo su alcune cosette perché le conosco, perché sono un tecnico, su altre cose ho bisogno, perché questa è una cosa che io tante volte quando torno a casa ci penso, vedo delle disparità, delle speculazioni in cui l'agricoltore abbassa la testa e pur di tirare avanti vende il prodotto magari con l'amaro in bocca, e c'è qualcuno che ci guadagna 3 volte di più, 4 volte di più. Ecco, questo è quello che io... Il latte è un esempio. E il latte è un esempio, ma anche certi formaggi. Porto solo un esempio, poi non rubo altro tempo. E lo dico a alta voce, citando l'esempio, il classico caso. Formaggio Presidio Slow Food della latteria di Livinallongo. Latteria che fa ancora del formaggio a latte crudo. A volte io giro i supermercati, perché così una volta così mi piaceva anche capire un attimo tutti i prodotti, vedo questi prodotti a un prezzo da supermercato da lancio, cioè sotto prezzo. Dico, ma come fa un formaggio che viene da 2000 metri, da 1800 metri, con fieno che è biologico, anche se non è certificato, ma si capisce, a essere venduto sotto prezzo? Perché? Perché, e anche Presidio Slow Food alla fine, perché a un certo punto cosa succede? Succede che questo prezzo giusto non si inserisce nella testa del consumatore.
questo prezzo giusto di dire questo vale perché vale così, 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 non si inserisce in termini di comunicazione nella testa del consumatore. E noi questa cosa qua, dottore, dobbiamo riuscire in qualche maniera, magari perderemo anche la battaglia, ma dobbiamo riuscire dobbiamo tentare di fare questa cosa qua, che non è facile. Ma dobbiamo tentare di farlo. Noi siamo qua per questo, per raccontare questa agricoltura, per dare consapevolezza ai nostri telespettatori che non puoi comprare un formaggio ma un litro di latte oppure prendere un litro di olio a 2,50 € come ho visto al supermercato, perché se vai a vedere quando viene prodotto, quando viene raccolto, quando viene frantoiato non può stare a quel prezzo, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, sì. Perché poi alla fine chi lo produce... Ed è vero anche il contrario, cioè è vero anche la situazione in cui uno non riesce a piazzare tutto il formaggio e pur di far reddito per i suoi soci in qualche maniera svende il prodotto di grandissima qualità come questo, perché cioè un fieno che viene da 2000 metri, mi insegnate, è ricco di cumarini, principi amari, di aromi, che fa formaggio che è un'eccellenza. Cioè, sentiamo cosa ne pensa, anzi, la rappresentanza proprio degli agricoltori sotto questo profilo. È un tema importantissimo, molto complesso. Io apprezzo molto le parole dell'assessore, anche di Stelluto, che insomma ovviamente conoscono bene il tema. Diciamo che quello che noi come imprese agricole avremo bisogno è sicuramente una comunicazione molto più trasparente su quelli che sono effettivamente poi i costi anche che dobbiamo sostenere per poter produrre. Quello che noi vorremmo però anche in particolare è quella possibilità di competere anche sui mercati internazionali, perché poi noi esportiamo anche molti dei nostri prodotti, tra cui anche i formaggi, e per questo siamo anche molto favorevoli all'apertura ai nuovi mercati internazionali, visto anche tutte le battaglie che ci sono, le guerre commerciali in atto. Però dobbiamo essere, per esempio, per alcuni settori è molto importante, per altri bisogna avere le prudenze che il governo ha messo poi in atto con tutta una serie di vincoli ulteriori in caso di splafonamento, eccetera. Però certamente abbiamo bisogno di regole che ci mettano sullo stesso piano degli altri paesi produttori, perché noi chiediamo di competere, di essere messi su questo tema. E su questo tema... cosa vuol dire lo stesso piano? Perché a caso forse non lo capiscono, cioè che gli altri produttori possono importare i loro prodotti da noi solo se hanno un certo tipo di produzione con un certo tipo di certificazione, perché se no non si capisce. Ma diciamo che se noi siamo sottoposti a alcune regole giustamente per una tutela ambientale, sociale, di ogni tipo di genere, e quindi, come diceva anche il direttore, non possiamo utilizzare alcune molecole che in Europa, e non in tutti i paesi a dire la verità, ma in Italia proibiamo, quindi abbiamo innanzitutto bisogno di avere delle regole comuni europee, per cui non è possibile che noi possiamo produrre solo con alcuni principi attivi e alcuni paesi vicino a noi invece possono usarne altri. E questa è una prima regola, che l'Europa si dovrebbe dotare di regole comuni. Poi quando facciamo accordi internazionali con altri paesi, certo, l'ideale sarebbe che quello che possiamo usare noi possono usare anche gli altri, ma non il fatto che gli altri siano liberi di produrre quello che vogliono con i principi, le molecole che ritengono più opportune, e noi veniamo vincolati, perché abbiamo dei costi competitivi più alti a cui poi andiamo in difficoltà quando dobbiamo andare a esportare i nostri prodotti. Per cui inizialmente guardiamoci le cose in casa. Allora, noi in Italia stiamo facendo quello che dobbiamo fare, lo facciamo in Veneto molto bene rispetto alla media nazionale, lo dobbiamo fare a livello nazionale, ma dobbiamo guardare all'Europa che ci aiuti ad avere delle regole comuni di tutela del nostro prodotto europeo, perché molto spesso abbiamo un atteggiamento un po' ambiguo. Se partiamo tutti insieme da questo punto di vista, veniamo anche messi nelle condizioni di poter produrre al meglio, cercando di comunicare al meglio quelli che sono i nostri valori, perché abbiamo un modello di denominazioni di origine, di controlli, che non c'è un altro paese uguale al nostro. Noi ogni tanto scopriamo degli scandali, ma perché abbiamo un sistema di controllo molto molto elevato, che per gli altri paesi avere il nostro modello sarebbe un grosso problema. Infatti non vogliono adottare i modelli che abbiamo noi in Europa e in Italia in particolare, perché potrebbe essere un elemento di grossa confusione. Noi tutto quello che diciamo è tracciato, da dove viene ogni singola bottiglia, sappiamo dal vigneto dove parte, che numeri può fare quell'azienda, come viene verificata la qualità del prodotto. All'estero questo viene percepito come un balzello che non vogliono assolutamente avere. Però io volevo tornare per la pesca, perché il tempo sta scivolando letteralmente via. Io so che parlando con l'assessore ha detto un certo tipo di pesca, però dobbiamo renderci conto che con questo cambiamento climatico è morta, bisogna cambiare. Bisogna cambiare con
delle altre tipologie. Allora riprendiamo in mano Veneto Agricoltura. Cosa può fare Veneto Agricoltura per direzionare anche il settore pesca? Ma su questo noi stiamo già lavorando e abbiamo anche interlocuzioni importanti assieme alle cooperative e non solo, alle associazioni di categoria del mondo della pesca, perché anche qui si può agire, per esempio, per avere delle semine, per esempio, di molluschi che da questo punto di vista affrontino il tema del cambiamento climatico e l'innalzamento delle temperature in laguna in maniera differente, perché è vero, noi parliamo di granchio blu, ma non è tutta colpa del granchio blu. Il tema è le mucillagini, è i nutrienti che arrivano o meno che arrivano. Poi adesso c'è anche la noce di mare, tra l'altro. Sì, certo, e quindi anche qui bisogna capire che evidentemente bisogna anche cambiare tipologia. Per esempio c'è qualcuno che sta cominciando a dire perché per esempio non alleviamo più ostriche che da un certo punto di vista sono più compatibili con un cambiamento climatico, oppure specie di gambero diverse. Ecco che noi potremo diventare produttori di gambero. E però le nostre vongole? Ma allora, le nostre vongole, quelle attuali, soffrono questa situazione. E allora, da un lato, o intervieni e diciamo, però il cambiamento climatico, né io né l'assessore e neanche Gian Giacomo riusciamo molto probabilmente a cambiarlo. Ma non si possono fare delle tee anche per le vongole? Esattamente, si può Tecniche di evoluzione intervenire. assistita, fatemelo dire un attimo perché bisogna spiegare. Tecniche di evoluzione assistita, per chi non è del mestiere, è praticamente fare un'evoluzione, un miglioramento genetico naturale, un po' come abbiamo fatto noi nel corso dei millenni. Solo che l'uomo lo spingi un po', ma lo spingi sempre naturalmente, cioè cerchi di incrociare le varietà cisgenetica invece che transgenetica, che significa prendere la transgenetica OGM, che è quella vietata, giustamente, perché non si sanno gli effetti, è prendere un gene, per esempio, di un animale e inserirlo in una pianta o viceversa. E questo è l'OGM. La cisgenetica invece viene all'interno della stessa specie, dove tu fai questa accelerazione, dove accendi e spegni, lo dico in maniera volgare, un gene di quella pianta, ma allora è già una cosa diversa, perché si fa quello che la natura fa magari in centinaia di anni, spingi sull'acceleratore, però diciamo che comunque, giusto per dirle, io l'ho spiegato in maniera volgare. No, ma io voglio essere ancora più basico, nel senso che praticamente si cerca di prendere gli elementi migliori e di incrociarli sempre di più per avere specie più resistenti, più produttive, più, giusto? Diciamo così. No, questo sarebbe un altro passaggio che si fa per esempio sul vitivinicolo, che sono le cosiddette piwi, dove invece in realtà fai questo lavoro di innestare, no? Però è un processo molto più lungo, che arrivi ad avere, qui c'è insomma la professoressa, vigneti per esempio resistenti, anche questo si fa ed è in alternativa, è complementare, non è in sostituzione. Ecco, comunque per dire insomma, che dentro c'è sempre naturalità, l'uomo si centra, ma centra fino a un certo punto, perché la storia dell'OGM colpisce normalmente. Il tempo sta scivolando via. Prima di dare l'ultima parola a Maria Grazia Morgan, perché parliamo sempre di giovani, lei è qui proprio perché mi ha promesso che in tutte le puntate mi manderà uno studente, perché noi vogliamo avere sempre un giovane che partecipi ai nostri dibattiti, proprio perché vogliamo avere il punto di vista dei giovani. Volevo tornare da Fabrizio Stelluto, se è ancora in linea, mi pare di sì, ce l'ho da questa parte stavolta. Fabrizio, allora, l'assessore ha detto che ci sta a cercare di raccontare meglio i nostri prodotti perché con queste campagne ci sia una scelta consapevole da parte dei nostri consumatori, dei nostri cittadini. Lo ringrazio per la stima e domattina chiamerò la sua segreteria per fissare un appuntamento, perché mi sembra francamente la madre di tutte le battaglie questa. Se i consumatori diventano più consapevoli, credo che sia un buon punto di inizio. Secondo me lo scatto sta non solo nel limitarsi alla qualità, che è pur sempre una cosa importante, ma nel capire che dietro il latte c'è il nostro territorio, vuol dire c'è il panorama, c'è il turismo, c'è la sicurezza idrogeologica, ci sono tutte queste cose qua. Dico il latte per dire qualsiasi altro prodotto dell'agricoltura, quello che si chiama il valore ecosistemico dell'agricoltura, è quello che bisogna percepire e riuscire a far capire ai tanti come me, cittadini, che probabilmente hanno poca possibilità di avere questa sensibilità, però bisogna farlo capire, perché altrimenti ci giochiamo realmente il futuro del nostro territorio e del nostro paese. Un'ultima chiosa, mi è piaciuto molto in quello che è stato detto un certo orgoglio dell'agricoltura che noi abbiamo, e credo che sia un dato importante, perché troppo spesso noi vediamo
le regole come un vincolo, punto e basta. Teniamo presente che quelle regole servono perché noi ci si possa nutrire con un cibo migliore, e quindi è importante insistere perché siano gli altri ad adeguarsi alle nostre regole e non noi ad abbassare il loro livello, perché una cosa che a me francamente fa sempre molto male, quelle volte che le organizzazioni professionali agricoli fanno i blocchi alla frontiera, vedere le cisterne che dall'estero vengono in Italia, ad esempio con il latte. Vuol dire che in qualche maniera purtroppo abbiamo, mi si permetta, dei traditori in casa, perché quelle cisterne non è che arrivano là perché il guidatore non sapeva dove andare e va in vacanza, è perché sono evidentemente chiamate da un sistema commerciale che poco è attento a quelle che sono appunto le qualità intrinseche dei nostri prodotti. Così ci facciamo davvero del male, e questo lo dobbiamo capire innanzitutto noi consumatori. Fabrizio, io ti ringrazio perché hai dato degli spunti. Tu tornerai anche la settimana prossima perché, come dire, la tua conoscenza, la tua esperienza non ha paragoni. Intanto l'ultima parola per questo secondo blocco la lascio a Maria Grazia Morgan, perché parlo sempre di questi giovani. Questo studio, diciamo così, questa attenzione al prodotto, riuscite a comunicare, riusciamo a comunicarla? È un lavoro che stiamo facendo in sinergia proprio all'interno del nostro campus con il CREA, con l'ITS, con l'università e anche con Veneto Agricoltura, perché come vi dicevo prima il Cerletti da scuola enologica è diventato un vero e proprio campus all'interno del quale non c'è solo la trasmissione dei saperi, ma c'è proprio un aspetto importante che è quello della ricerca, che facciamo insieme a questi altri soggetti e enti importantissimi, vedi la ricerca sulle varietà resistenti piuttosto che altro. Questo è importantissimo. Mi aspetto uno studente la settimana prossima, perché è importante. Grazie ai nostri ospiti per questa prima parte, adesso lanciamo la pubblicità e adesso parleremo invece di nutrizione. Con noi un nuovo, diciamo così, amico in questo percorso, il professor Francini. Ma dopo la pubblicità. Terza parte di questa prima puntata di Agricoltura di Sera su Antenna 3. Vi stiamo raccontando il settore primario. Abbiamo diciamo, messo al fuoco tanta carne, giusto per stare in tema con i nostri ospiti. Adesso tiriamo un po' il fiato e ci concentriamo sulla nutrizione. Sarà un altro degli appuntamenti del mercoledì sera. Perché? Perché, come abbiamo detto prima, la consapevolezza dei nostri consumatori passa attraverso il mangiar bene e il mangiar sano. E allora proprio per questo abbiamo coinvolto il professor Francesco Francini, che è qui con noi. Buonasera, professore. Non lo sto sentendo, però spero che i nostri telespettatori la sentano. Professore, intanto la ringrazio per essere qui. Ricordiamo che lei, voglio dire, la nutrizione la studia da sempre, la nutrizione, e poi l'ha applicata a diversi pazienti negli ospedali dove ha lavorato. L'abbiamo coinvolta perché cominciamo un percorso del mangiar bene e del mangiar sano. Tra i dati che sono emersi in questo 2025 per quanto riguarda l'agricoltura veneta, uno riguarda la coniglicoltura. Noi siamo i primi allevatori in Italia per quanto riguarda il coniglio. Allora, il coniglio è un prodotto importante nella nutrizione, non è vero? Beh, certamente la carne di coniglio è una carne ottima, soprattutto ai nostri tempi. Perché è una carne ottima? Perché intanto è una carne povera di grassi, e questo vuol dire che è povera di calorie, mentre ha un'ottima componente proteica. Circa il 20% delle calorie, cioè il 20% del peso della carne di coniglio è data da proteine di ottima qualità. Inoltre è una carne molto digeribile, anche perché ha una scarsa componente fibrosa. Quindi, per esempio, è una delle prime carni che si danno ai bambini durante lo svezzamento. E quindi si presta molto bene sia ai regimi dietetici ipocalorici, quando noi vogliamo dimagrire, ma anche quando, per esempio, facciamo attività fisica
vogliamo mantenere o incrementare la massa muscolare, e quindi questa è un'ottima fonte di proteine, diciamo a basso costo energetico, cioè noi introduciamo molte ottime proteine ma non introduciamo tante calorie. Ecco, e allora andiamo alla prima ricetta che lei potrebbe consigliare a una persona che, diciamo così, si muove molto, cioè fa, non so, ad esempio un atleta. Che abbinamento ci può essere con la carne di coniglio? Beh, allora diciamo che l'atleta non solo ha bisogno di mangiare più proteine, non solo perché ha più massa muscolare e deve mantenerla o incrementarla, ma anche perché durante l'attività fisica si consumano proteine, amminoacidi, e quindi bisogna in qualche modo supplementarli. E poi l'atleta è come un motore di una macchina sportiva, elevate prestazioni ma anche elevati consumi di carburante. E qual è il nostro carburante, anzi qual è il miglior carburante per i nostri muscoli? Sono i carboidrati. Allora diciamo che l'abbinamento ottimale sarebbe carne o comunque proteine di elevata qualità insieme a una componente glucidica, una componente di carboidrati, e questa può essere la classica polenta veneta. Allora potremmo pensare al coniglio con la polenta, che è proprio un classico abbinamento. Tra parentesi, non importerà nulla a nessuno, ma oggi a pranzo ho proprio mangiato coniglio con la polenta. Oppure invece della polenta può esserci il pane, possono esserci le patate al forno, può esserci la pasta come primo piatto. Quindi tutte combinazioni in cui noi andiamo ad associare una componente di carboidrati che, ripeto, vanno bene per chi ne brucia parecchi. Ecco, se uno fa una vita sedentaria, allora è meglio che si mangi il coniglio, che si mangi la componente proteica e che non ecceda, anzi cerchi di limitarsi con i carboidrati, altrimenti questi carboidrati, invece di fare la fine della benzina, cioè di essere bruciati, sono trasformati in grasso e si accumula grasso e si aumenta il peso. Senta, visto che ha parlato di coniglio con la polenta, l'ultima cosa che le chiedo è che abbinamento possiamo, cioè ad esempio bere vino, bere acqua, il vino fa male, aiuta, non aiuta? Lei non sta parlando con la persona giusta, perché io sarei decisamente dalla parte del vino e quindi riceverei le critiche anche da diversi miei colleghi. Certamente un buon piatto di coniglio, 2 o 3 buone fette di polenta ai ferri chiamano, no? un buon vino, magari un buon vino rosso veneto, e quindi ci possiamo mettere i nostri Cabernet, i nostri Merlot, oppure anche vitigni un po' più rari, magari storici, autoctoni, e sarebbe un abbinamento ottimale. Se invece poi uno fa lo sportivo e magari durante questo pasto, no, è il pasto prima di un allenamento, prima di una gara, beh no, il vino no, bisogna bere acqua, insomma. Ecco, ma se io bevo del vino, questo mi aiuta a digerire? Questa è un'altra domanda che uno si fa. Allora, dicono, diciamo, la scienza dice che l'alcol, ma certamente l'alcol in eccesso, può rallentare i fenomeni digestivi. Penso sia invece esperienza comune nostra che una modesta, una piccola quantità di alcol, anzi diciamo di vino, perché il vino è diverso dall'alcol, non c'è solo alcol, intanto è alcol diluito, e poi insieme all'alcol ci sono delle sostanze che prevengono i danni da alcol, sono i polifenoli, sono quelle sostanze che danno i colori rossi e qualche volta i colori gialli dei vini bianchi. Ecco, queste sono sostanze positive per la salute. Una minima quantità di vino può anche aiutare la digestione. L'acqua diluisce i succhi gastrici, quindi se noi beviamo molta acqua ai pasti rischiamo di rallentare i processi digestivi, perché i nostri enzimi digestivi lavorano a concentrazione più diluita. Quindi sarebbe, siccome per lo sportivo, prima abbiamo parlato dello sportivo, è importante prevenire la disidratazione, quindi è importante bere, ma bisogna bere prima dei pasti e magari dopo i pasti. I pasti bisognerebbe accompagnarli con pochi liquidi, proprio per dar modo agli enzimi digestivi di lavorare in maniera concentrata e quindi essere più efficaci. E allora, concludendo, coniglio con la polenta perché va benissimo, un bicchiere non di più perché aiuta,
E insomma, e se poi uno deve proprio andare a correre, o beve prima o beve dopo l'acqua, perché così riesce a digerire. Grazie professor Francini, noi ci vediamo la settimana prossima. La settimana prossima le annuncio già che parleremo di uova, visto che noi siamo i primi produttori, abbiamo venduto uova anche negli Stati Uniti, magari ci faremo una frittata assieme. Assolutamente, assolutamente. Grazie professor Francesco Francini, adesso linea alla pubblicità e poi una rubrica dedicata specificamente agli agricoltori. Quarta parte di Agricoltura di sera, benvenuti in questa prima puntata su Antenna 3, il mercoledì sera, appuntamento che replicheremo la prossima settimana e avanti così, come dicono gli agricoltori, ci sono più giorni che uganeghe, per cui siamo qui proprio per portare avanti con un'altra rubrica che sarà una rubrica fissa. Per questo ho coinvolto un amico che è Paolo Pagnani, che oltre che essere perché si dice come dire, dirigente della provincia di Treviso ma anche della regione del Veneto, lui è proprio un esperto di bandi e concorsi pubblici. Non a caso la rubrica si intitola L'agenda delle occasioni. Allora Paolo, che occasioni ci sono questa settimana per gli agricoltori? Beh, allora, intanto buongiorno a tutti. Un'occasione che abbiamo voluto individuare e definire è per esempio la prossima, l'apertura che c'è già stata del bando per il primo insediamento in agricoltura. Ecco, ne abbiamo parlato prima con l'assessore, c'è tanta richiesta di primi insediamenti giovani. C'è tanta richiesta perché effettivamente serve anche un ringiovanimento nel mondo agricolo o comunque un'osmosi, un collegamento tra generazioni, e quindi un bando che consente ai giovani di poter subentrare chiaramente con una prospettiva di continuità rispetto alla conduzione dell'azienda è un bando molto importante. La prima domanda che farebbe uno che sta dall'altra parte è quanto complicato è? Allora, è complicato. Per esperienza tua personale, peraltro, perché? Allora, è complicato nel senso che essendo fondi pubblici ci sono da rispettare un sacco di regole, un sacco di dichiarazioni di cose, però la procedura di richiesta ormai è stata definita, strutturata, le associazioni di categoria, i professionisti. Quindi il consiglio qual è? Non far da sé? Assolutamente, rivolgersi al proprio tecnico di fiducia, che può essere l'agronomo, che può essere l'associazione agricola, che può essere, quindi rivolgersi al tecnico che già segue l'azienda, anche perché ha anche la visione dell'azienda. Ecco, un primo insediamento, ma è specifico per qualcosa? Non so, devo fare orticoltura, devo fare frutticoltura? Allora, il primo insediamento è l'insediamento in agricoltura, a prescindere dal tipo di attività che andrai a svolgere. Prevede la possibilità di un concorso fino al 100% nelle spese per interessi per l'acquisto di terreni e quindi la base per poter fare agricoltura. E prevede anche, e questo è un elemento importante, la presentazione di un piano aziendale, quindi il giovane agricoltore che deve avere più di 18 anni e meno di 41 anni compiuti, non deve avere compiuto 41 anni, quindi una fascia d'età importante ma ampia, deve presentare questo piano aziendale in cui c'è il suo progetto di sviluppo, quindi la frutticoltura, l'orticoltura, attività agrituristiche, attività che vanno anche nella seminativi, zootecnia, quindi all'interno di quel piano lui mette, come dire, sotto gli occhi della regione la sua prospettiva di sviluppo e quindi su quel piano andranno anche valutate. Fino a quanti soldi? Il contributo è fino al 100%, quindi la copertura è totale sugli interessi. Sugli interessi, io metto il capitale. Esatto, poi chiaramente ci sono delle soglie perché se no il bando deve riservare degli spazi per tutti, quindi ci saranno delle soglie, però il contributo è un contributo significativo. Ciò vuol dire che io accedo a questo contributo, però poi devo andare in banca perché si paga gli interessi. Faccio le domande che farebbe chiunque che non è esperto come te. No, certo, chiaro. Quindi io dico, ok, ho questo progetto qui, lo presento, se significa voglio comprare questo appezzamento di terreno, voglio metterci giù, che ne so, Radicchio Rosso di Treviso e ho intenzione di acquistare questi macchinari qua. Tutto questo, il costo economico, il costo bancario, il costo finanziario, come vogliamo chiamarlo, ha un contributo pari al 100%.
Contributo solo o anche, diciamo, garanzia fideiussoria? Perché tanti dicono, ma io non ho il papà che mi firma la garanzia. Allora, viene presentata a Corredo una garanzia fideiussoria con cui chiaramente c'è anche un discorso di ma chi la firma? Il papà, il parente? Il richiedente. Il richiedente. Quindi può firmarlo in prima persona? Sì, esatto. E quindi? Quindi c'è il piano aziendale e una cosa interessante di questa iniziativa è legata anche al fatto che da questa programmazione regionale è collegata al cosiddetto pacchetto giovani, cioè l'agricoltore che vuole insediarsi si impegna a realizzare nell'ambito del suo piano aziendale almeno una tra delle misure di intervento che sono legate per esempio all'agroambiente, alla tutela ambientale oppure alle attività... Detto per chi non l'ha capita. Per esempio il fatto di rispettare determinati vincoli ambientali, non so, nelle zone di interesse che hanno delle limitazioni, che può essere legato alla tutela dell'acqua, alla tutela dell'aria e quindi diciamo il piano aziendale, oltre che avere chiaramente un orizzonte economico, ha anche quindi un obiettivo. Quindi se io utilizzo dell'acqua devo fare ad esempio un laghetto con la fitodepurazione, esatto, faccio un esempio. Quindi praticamente tu partecipi a questo bando, ma assieme alla misura entro in agricoltura hai diciamo una sorta di vincolo, ma è un vincolo che mi dà dei punteggi, quindi che ti dà dei punteggi. Ah, bene. Quindi insomma presento un piano, lo penso bene, mi faccio consigliare, trovo chi mi firma anche la fideiussione, certo. la regione mi paga tutti gli interessi e quindi posso andare avanti. A quel punto ci sono dei requisiti di chiamiamola esperienza e competenza, quindi o la preesistenza di un titolo di studio in agricoltura oppure eventualmente la partecipazione a dei corsi di formazione, che anche questi rientrano nel finanziamento, quindi anche chi parte diciamo da zero, che non ha una formazione, ha la possibilità di accedere. Cose qua ci provo anch'io, che sono fuori età. Senti, c'è solo questa come agenda di opportunità? Allora, questo è un bando in questo momento attivo, scade a uno che vuole... dove allora, per informazioni, chiaramente dopo magari lo metteremo in sovraimpressione, c'è il sito della Regione dedicato agli interventi di sviluppo rurale, c'è Avepa, che è l'ente regionale che si occupa appunto delle erogazioni in agricoltura, dove si presentano le domande e quindi i riferimenti sono quelli, ma sono tutti ben noti, diciamo, sia ad agricoltori che ad aspiranti agricoltori tramite magari il quindi supporto tecnico. Se io sono un aspirante agricoltore, la prima cosa che faccio, vado in referenza o col diretto o con Agricoltura o CIA, certo, oppure dal tecnico di fiducia che può essere l'agronomo. Ho sentito parlare di agricoltura di sera uno che mi ha detto che c'è un'opportunità. Certo. Qual è? Questi lo spiegano. No, lo dico semplificando molto, ma perché è un mondo davvero particolare ed è importante spiegarlo anche in maniera molto semplice, perché poi le difficoltà arrivano, uno comincia a vedere i siti, le domande, le cose e si perde, quindi meglio essere accompagnati perché i risultati poi arrivano, l'abbiamo sentito prima anche da parte dell'assessore. Dicevamo la seconda cosa opportuna? Ecco, la seconda cosa invece si rivolge ad aziende, in questo caso agrituristiche o aziende fattorie didattiche o aziende che fanno anche attività di turismo rurale, cantine, degustazione di vini. Sono delle iniziative di formazione proposte dal Consorzio di Promozione Turistica, la DMO Marca Treviso, e sono legate allo sviluppo, alla diffusione sul territorio di quella che è la Carta dell'Accoglienza, un documento, uno strumento regionale che vuole caratterizzare l'accoglienza turistica. Noi qua ci occupiamo della parte legata al territorio rurale, ma riguarda anche gli alberghi, i ristoranti, le locande. Cioè praticamente uno si forma per dare anche un'immagine, diciamo, di accoglienza che sia consona a quella che è una proposta di un territorio. Siamo un territorio dove ci sono le colline dell'UNESCO, dove ci sono determinate anche particolarità dal punto di vista storico, culturale, quindi la necessità anche per essere pronti, diciamo, a quelli che sono i nuovi mercati del turismo. E cosa mi finanzi? Un corso di formazione o proprio fanno una formazione? C'è un corso di formazione a disposizione appunto delle imprese, si può fare riferimento al sito appunto del Consorzio Marca Treviso. Nulla. Cioè, basta iscriversi. Ma chi è che lo finanzia? Viene finanziato alla Regione nell'ambito delle iniziative. Naturalmente poi da punteggi, oltre che a dare formazione, perché poi quando arriva lì fanno anche dei corsi di lingua? Ci sono anche le parti di lingua e poi ci sono soprattutto, lo scopo di queste iniziative è anche quello di creare un po' una rete. C'è l'azienda agrituristica che offre alloggio, c'è la guida naturalistica o la guida turistica che offre invece magari un servizio di fruizione del centro storico di Treviso o del Parco del Sile, e si creano anche delle sinergie economiche che sono sempre molto valide. Ecco, in quel caso lì dove andiamo a vedere?
Il riferimento è andare al sito del Consorzio di Promozione Turistica, quindi di OMO Marca Treviso, ma anche di questo magari faremo girare. Esatto, se non stavolta sarà il prossimo, perché tanto tu comunque qui ritorni, ormai mi hai detto di sì e non se ne parla proprio. Certo. Finisce qui o c'è qualcos'altro? Ultimissima cosa al volo, sempre in tema di accoglienza legata alle attività di ricezione nel settore agricolo, ci sono delle iniziative che stanno svolgendo le ULS, le aziende sanitarie locali, legate all'inclusione e all'accessibilità da parte di persone che possono avere un deficit dal punto di vista della mobilità, cognitivo, visivo, uditivo. Sono dei corsi che sono organizzati dalle ULS, oggi si conclude quello a Treviso, ma dalla prossima settimana parte Venezia, Rovigo, Padova, e quindi le aziende... Ma cosa imparo? Beh, per esempio come realizzare una struttura agrituristica con la messa a norma per quelle che possono essere le barriere architettoniche, ma senza per forza uno dei temi che sono stati sviluppati negli incontri che non diventi, la corsia dell'ospedale, perché tante volte ci sono delle strutture che garantiscono l'inclusività ma che in un certo senso abbassano un po' il livello di piacere della permanenza, perché hanno purtroppo una connotazione cosa. L'altro aspetto è legato al fatto che io posso trovarmi di fronte a delle persone che hanno per esempio una disabilità visiva, una disabilità uditiva, devo anche capire come rapportarmi, come poter dare comunque le informazioni che io come operatore agrituristico, consigliarti la visita, consigliarti una visita in cantina, consigliarti l'escursione sulle colline dell'UNESCO nel Parco del Sile, di fronte a una persona che magari ha una disabilità di un certo tipo. Quindi anche quello è un modo per, accogliere, incrementare, sviluppare un concetto di accoglienza a 360 gradi. Insomma, ho capito da questa prima puntata che c'è molta attenzione sia all'agricoltura per agricoltura con i primi insediamenti, certo, ma c'è molta attenzione anche per l'agricoltura di accoglienza. Penso che l'assessore... No, non l'abbiamo toccato perché sarà il tema di una delle prossime puntate. Comunque, però la diversificazione, la multifunzionalità, il ruolo sociale dell'agricoltura, le fattorie didattiche, le aziende di agricoltura sociale dove si fanno degli interventi per esempio per persone che hanno particolari problematiche. A Treviso per esempio abbiamo una realtà che ha lavorato tantissimo con l'autismo ed era un'azienda agricola. Quindi la possibilità di creare dei momenti di rompere un po' quella che è la difficoltà di una situazione grave come quella dell'autismo attraverso un ricollegamento con le stagioni. Le mille sfaccettature di un unico ambiente che è quello agricolo. Certo, insomma. Esatto. Grazie a Paolo Pagnani, lo rivedremo la prossima settimana con le occasioni, l'agenda delle occasioni. Adesso stacco pubblicitario e parleremo di consorzi di bonifica. Sapete cosa sono? Beh, lo scopriremo insieme. Lei sa cosa sono i consorzi di bonifica? No. L'acqua piovana del sottetto dove va? È sottoterra. E dopo chi la gestisce? Qualchiduni. Il consorzio di bonifica, ma non ha a che fare con l'acqua qualcosa? Sì, esatto. Con l'acqua piovana, chi è che gestisce canali e fossi? No. Mi bevo acqua del sindaco, sempre. È uno giovane. Bravo. Tu sai cosa sono i consorzi di bonifica? No. Senti, e l'acqua piovana chi la gestisce? Sono completamente ignorante in materia. I consorzi di bonifica, sì, una volta c'erano i consorzi di bonifica, adesso ci sono ancora? Penso di sì. Non lo so. Ma l'acqua piovana chi la gestisce? Penso la regione. Consorzi di bonifica, lei sa cos'è? No, siamo da Venezia. Ancora di più perché i consorzi evitano che andate sotto acqua. Tipo il consorzio Piave oppure Non mi ha mai interessato questa cosa. I consorzi di bonifica sono quelli che mantengono l'acqua, che gestiscono tutte le cose. Pago tanto mica il consorzio di bonifica. Quindi però hanno un loro valore. Certamente, ma è logico, si paga e si ha anche un servizio, una sicurezza, ma certo. Il consorzio di bonifica adesso sì, perché mi arriva il bueto da pagare, conosco, mantiene l'acqua pulita, i fossi, insomma, i doveria. Doveria tenere pulito i canali, per i scogli dell'acqua, per acque fluide come le piovane. Servono per, mi prendi un po' la sprovvista,
servono per irrigare le zone. Solo per irrigare? Solo per irrigare? Che io sappia sì. L'acqua piovana, consorzio Brentella. Consorzio Brentella e d'altronde ragazzi è un consorzio che serve per tutti perché cosa fai? Dall'agricoltura, a tutto. Ma solo all'agricoltura? No, anche per la produzione di energia elettrica. Cosa sono i consorzi di bonifica? Consorzi di bonifica è una società con vari sindaci che coordinano tutti non so. E allora partiamo da qua per quest'ultima parte, la dedichiamo proprio ai consorzi di bonifica e proprio per questo alla mia destra ho il direttore di Ambi Veneto Silvio Parizzi, a seguire abbiamo il presidente del consorzio di bonifica Adige Po Rovigo, ovvero Roberto Branco, invece alla mia sinistra qui vicino a me ho Johnny Daniel che è un agricoltore e allevatore e poi volto noto di Antena 3 da tantissimo tempo, abbiamo Amedeo Giorolimetto, presidente del consorzio bonifica Piave, che poi sarebbe la Brentella, giusto? Giusto? È quella che abbiamo sentito dal Montebellunese la Brentella. Siamo qui perché vogliamo raccontare cosa sono i consorzi di bonifica. Allora, cominciamo col direttore. A casa abbiamo capito che non sanno chi siete. Diciamolo però così semplicemente e perché servite così tanto. Allora, intanto grazie dell'invito, oggettivamente insomma, c'è del lavoro da fare, no? Viste le interviste che ci avete appena fatto vedere. Allora, i consorzi di bonifica gestiscono i canali e l'acqua piovana, canali di secondo grado, quindi non i fiumi e non i torrenti. E hanno da legge del 2009 il compito di mantenere la sicurezza idraulica e di fornire l'acqua nei momenti in cui c'è mancanza di acqua per l'irrigazione. Quindi siete responsabili se noi andiamo sotto acqua e siete responsabili se gli agricoltori non gli arriva l'acqua. Beh, insomma, questa è una posizione un po' estremista sicuramente, però oggettivamente se agli agricoltori non arriva l'acqua bisogna vedere se si è fatto tutto il possibile per mantenere l'acqua, per invasare quell'acqua che diventa così importante, determinante nei momenti di siccità. Che poi voi derivate naturalmente dai canali principali, allora, quindi dai fiumi. L'acqua, il 95% dell'acqua che i consorzi utilizzano la derivano dai fiumi. Sa perché io lo dico? Perché io ho sempre in testa il consorzio Brentella che a Fener, alla presa d'acqua, con il salto del gatto, realizzata da Fra Giovanni Giocondo nel 1400 e qualcosa. Pensa quanto indietro siamo col tempo con i consorzi di bonifica. Esatto, di derivazioni ce ne sono tantissime nel nostro territorio, sono quelle che hanno creato quel territorio che oggi vedete, perché se oggi abbiamo un territorio di un certo tipo è perché c'è stata l'azione dell'uomo e l'azione dei consorzi di bonifica che hanno saputo, quando era ora, far defluire l'acqua al mare, perché ricordiamoci che principalmente i consorzi sono nati proprio per mandare via l'acqua velocemente, perché questo era il problema negli anni passati, nei secoli passati, nei decenni passati. Oggi invece ci troviamo ad affrontare altre emergenze che sono legate soprattutto ai cambiamenti climatici, che è anche appunto quella di poter garantire quell'acqua che è necessaria per coltivare e produrre tutti quei prodotti che sono una punta e un'eccellenza del nostro territorio. Io la ringrazio Lambi perché ha convocato due presidenti di consorzio molto importanti. Di qua abbiamo chi, come dire, lavora per non finire sotto acqua, perché va ricordato, l'ho detto prima oggi alla prima edizione, grazie alla gestione dei consorzi di bonifica, soprattutto da parte diciamo verso Rovigo, verso il sud della nostra regione, noi riusciamo a tenere all'asciutto 240.000 ettari, che sarebbe il 29% del territorio del Veneto, che altrimenti finirebbe sotto acqua. Noi poi parleremo anche di subsidenza se ci riusciamo, perché voi avete un bel problema se cominciano a trivellare ancora a portare via metano. E poi devo dire insomma che ci sono veramente tanti dati per quanto riguarda il Polesine. Poi invece abbiamo il consorzio Piave. Perché il consorzio Piave? Perché il Piave è un fiume torrentizio, però essendo un fiume torrentizio come si fa a garantire il minimo deflusso idrico naturale che vuole l'Europa? E questa è una bella domanda. Allora, da chi cominciamo? Da chi va sotto acqua o da chi invece deve garantire l'acqua? Cominciamo da chi garantisce, giochiamo prima in casa, poi andiamo dall'altra parte. Prego.
Sappiamo che noi abbiamo gestito fino adesso garantendo il minimo di flusso vitale, che vuol dire circa 10 metri cubi al secondo sul Piave per quel che riguarda la nostra derivazione, da un lato. È evidente che le nuove norme adesso chiedono una revisione di questi parametri. Sono norme europee che però, qua mi sia consentito sottolineare che sono norme europee e che non hanno tenuto conto dei diversi corsi d'acqua. Perché vogliono rimpaludare delle aree. Mi pare di aver sentito dal Presidente nazionale che l'Europa dice no, dovete ritornare a riportare a palude alcune parti dei canali, delle cose. Come funziona? Chiedo scusa, poi torniamo. Ci sono delle situazioni che oggettivamente richiedono, soprattutto per quello che riguarda il Po, di poter riportare a palude alcune golene che sono state insomma sacrificate, lavorate e con tanto sacrificio invece abbiamo portato a produttive. Sicuramente per quello che ci riguarda ci sono situazioni e situazioni. Generalizzare, parlare di riportare le paludi ancora all'interno degli alvei, così è sbagliato, una però follia. Non è che voi non lo facciate, nel senso che fate delle aree ecologiche importanti, ma lo vedremo dopo. Umide. Torno di qua, ma allora quest'acqua? Sostanzialmente il flusso ecologico, i parametri che stanno indicando adesso per quel che riguarda il fiume Piave non saranno sostenibili. In questa fase però stanno facendo degli studi, si sta facendo degli approfondimenti per la qualità dell'acqua e soprattutto per capire in che condizioni sono i nostri fiumi. Ma è evidente che un fiume, come giustamente è stato detto prima, la Piave, un fiume torrentizio su fondo ghiaioso, non potrà mai avere quelle portate minime che invece sono in grado di garantire altri corsi d'acqua che hanno il fondo sabbioso. Perciò i parametri non possono essere uguali per tutta Europa, men che meno per tutti i fiumi. Per quel che riguarda il nostro caso, evidentemente, noi nel momento in cui dovessimo rispettare i parametri che ci vengono richiesti, non saremmo più in grado di garantire l'irrigazione. All'inizio della stagione dovremmo dire al mondo agricolo: guardate voi, decidete voi se seminare o no, perché noi non vi garantiamo l'irrigazione. Ma anche quest'anno, che già l'anno scorso questa minaccia c'era. Per quel che riguarda noi, questa minaccia ci sarà sempre, perché noi comunque nel nostro sistema di irrigazione dipendiamo dalle piogge estive, dipendiamo dai bacini di montagna, dove noi abbiamo un invaso del lago del Mis, lago di Santa Croce e Pieve di Cadore, che noi nella stagione irrigua mediamente svuotiamo dalle 2 alle 3 volte. Vuol dire che la riserva nivale, vuol dire che i temporali e le piogge estive vanno a riempire sistematicamente questi corsi d'acqua, questi bacini. È evidente che tutto quello che stiamo cercando di fare, stiamo cercando di utilizzare al meglio l'acqua, un bene che abbiamo capito che col cambiamento climatico sarà sempre meno. Dobbiamo utilizzarla con parsimonia, con attenzione. Ma sempre meno o sempre più discontinuo? Perché poi ci sono le bombe, lei lo sa molto bene, perché poi c'è Castelfranco. Per certi aspetti la quantità d'acqua che cade magari in certe estati è la stessa anche dell'anno precedente, però capita in breve periodo e con grandissima intensità. Perciò se ne scappa via, non riusciamo ad averla a disposizione, non abbiamo le piogge distribuite nella stagione estiva, e questo aiuterebbe molto, perché non dobbiamo dimenticare che il nostro sistema irriguo è comunque un'irrigazione di emergenza, di soccorso, perché sui nostri territori pedemontani noi irrighiamo sistematicamente ogni 9 giorni durante l'estate. Se si interrompe una di queste bagnature, il mais di Johnny si secca. Ma non solo il mais, perché ad esempio abbiamo il problema della barbabietola da zucchero, che quest'anno, anzi notizie di ieri, Ponte Longo sospende la produzione, ma perché non si riesce a produrla, dicevamo prima nella prima parte, perché il territorio del Polesine tocca i 52 gradi d'estate e se tu non riesci ad irrigarlo si mummifica tutto, si blocca tutto. E allora, Roberto Branco, invece voi avete un altro tipo di problema, perché se piove tanto finite sotto, se non piove per nulla vi viene su il sale e il mare, è un bel guaio per voi. Sì, anche noi abbiamo diverse criticità. Se fino a ieri il problema era quello di allontanare velocemente l'acqua,
oggi ci troviamo nella condizione di avere difficoltà anche ad averla disponibile d'estate. Il nostro territorio è un territorio pianeggiante, il mio consorzio si estende per 120.000 ettari, 2/3 della provincia di Rovigo. Come caratteristica ha i confini composti dall'Adige e dal Po, quindi praticamente è un catino che si trova sotto il livello del mare, aggravato dal problema della subsidenza, estrazioni. Ma diciamo quanto siete sotto a taglio di Po? In certe zone, soprattutto del Basso Polesine, anche a 4 metri sotto il livello del mare. Questa condizione è stata aggravata di molto con le estrazioni del metano e quindi questo ci impone Dietro il di fatto lei, che tutta il nostro regista Francesco Genova sta facendo vedere una delle vostre idrovore, perché ecco, sì, esatto. Siamo venuti quella volta. Esatto, quindi praticamente tutta l'acqua che piove o che si infiltra dai fiumi deve essere sollevata a mare con le pompe. Dentro lì ci sono quindi delle pompe? Ci sono delle pompe, spieghiamolo perché la gente non lo sa, perché paga per queste strutture che hanno dove si vede il canale dove arriva, che è recettore dell'acqua, l'acqua piovana, questo appunto è il canale, ci sono delle strutture, delle infrastrutture quindi dove sono delle finisce pompe, dentro i canali, per quanto riguarda diciamo il dilavamento delle... Esatto, l'acqua di pioggia, e poi arriva a queste strutture che sono definite idrovore, dove all'interno ci sono delle pompe elettriche azionate da motori elettrici che alzano di quota l'acqua, prendono l'acqua da una quota più bassa e la mettono su un canale a quota più alta in modo che possa andare a mare. Questo è un lavoro che facciamo continuamente, H24 tutto il tempo dell'anno, anche quando non piove, perché è un delicato equilibrio di falda per assurdo durante l'estate, nella stagione irrigua, dobbiamo pompare di nuovo l'acqua prendendola dai fiumi che hanno una quota sempre più bassa durante l'estate, quindi derivandola con altre pompe e mettendola su questi canali, usando questa rete di 1700 km di canali che gestiamo sul mio consorzio, mettendo quest'acqua che sembra che sia a servizio solo dell'agricoltura, ma in realtà quest'acqua immessa nei canali va a garantire una serie di servizi ecosistemici, perché è a vantaggio di tutta la flora e la fauna, quindi, ma del turismo, dell'ambiente. Ecosistemici, spieghiamo a casa, perché mia zia che ha 80 anni è ecosistema. Allora, il fatto che ci sia l'acqua nei canali non è solo un vantaggio per gli agricoltori, ma serve anche a tenere la falda a un certo livello e quindi a far bere quelle piante nel mio giardino, piuttosto che nei parchi pubblici, piuttosto che i pesci, le piante acquatiche, cioè, è tutto il microclima, le bellezze del territorio. Faccio solo questo esempio: se noi nel mio territorio spegnessimo, staccassimo la spina a questo sistema di respirazione, potremmo definirlo, nel giro di qualche settimana, non parlo di mesi o anni, di qualche settimana, metà del territorio del Polesine ritornerebbe a essere una palude diffusa e l'altra metà, in assenza di precipitazioni, sarebbe un deserto sostanzialmente, si troverebbe con i canali vuoti. Sembra un'assurdità, ma è così. Beh, immagino, perché io sono venuto ogni volta che vengo giù in Polesine, vedo, perché bisogna andare lì a vedere le cose, sì. Bisogna vedere dove arriva il canale, dove arriva l'acqua, dove ci sono le case, quindi si vede proprio l'abbassamento. Prima, sempre il nostro Francesco Genova faceva vedere quello che è il vostro spettro, cioè uno dei pozzi di attingimento dell'acqua metanifera, giusto? Ho detto giusto, direttore? Esatto. Senta, allora, però adesso sentiamo invece l'agricoltore. Lei, diciamo, qui dovrebbe criticarli perché, come dire, l'acqua ne arriva o non le arriva, la bolletta la paga e la paga anche salata. Come visto dal punto di vista degli agricoltori, questi consorzi? Noi non possiamo fare altro che confermare quello che è stato detto dai consorzi adesso, e che l'acqua è un elemento vitale per il territorio. Da agricoltore posso solo che confermare che, specialmente anche per la mia azienda, che sono in territorio irriguo, non avere l'acqua... Lei dove ce l'ha l'azienda? Io sono dal Tivoli, con il comune di Altivoli. Quindi sotto Ghiaia? Terre di Ghiaia, ho un allevamento di bovini da carne e utilizzo tutti quanti i cereali che produco per l'alimentazione dei miei bovini. Significa che se il mais non arriva bisogna che vada a comprarlo da qualche altra parte e gli costa anche molto di più. Esatto, ma il problema di non coltivare le nostre terre intanto sarebbe uno scempio per il territorio, perché un terreno coltivato è comunque un terreno salubre, è un terreno che può restituire anche salute ai cittadini che attraversano i nostri territori. Non solo, perché ricordiamo che c'è anche la CO2. Perché adesso poi c'è i crediti di carbonio,
Ecco, io volevo dire anche questo, vi siete resi conto già da questa prima puntata quanto parlare di agricoltura è parlare della nostra attualità, del nostro essere quotidiano, perché ad esempio anche i crediti di carbonio sembra l'innovazione degli ultimi mesi, la moda, in realtà dentro c'è l'agricoltura, perché se questi signori non coltivano, se nei boschi non si mantengono le piante, non c'è la cattura del carbonio e quindi tutto quello che ne consegue con il cambiamento climatico, altro tema che è sempre importante. Torno velocemente al direttore. Direttore, adesso noi vedremo una battuta di Adriano Battilani, ma ci terrei che lei raccontasse ai nostri telespettatori chi è Adriano Battilani, perché sembra detto così uno qualsiasi, in realtà è un consulente di ANBI nazionale, quindi dell'associazione di tutti i consorzi a livello nazionale, che si occupa di rapporti con l'Europa in modo particolare. Ma, di quelli che vogliono che facciamo di nuovo gli acquitrini? Beh, insomma, non è solo l'Europa che vorrebbe questo, quindi anche alcune figure europee, ma non solamente loro, e si occupa soprattutto di quello che è la gestione di quello che dovrà essere il deflusso ecologico, di cui appunto anche il presidente Gerolimetto stava parlando. E allora adesso sentiamo cosa ci ha detto sempre la Fiera Agricola di Verona, perché ci dà l'esatta dimensione dei consorzi di bonifica non solo in Veneto ma in Italia e in Europa. Il 60% dell'acqua irrigua in Italia viene utilizzata all'interno del bacino padano e dell'Adige, cioè quindi praticamente tutta la parte ricompresa tra il grande fiume, tra il Po e l'arco alpino. Se prendiamo questo numero e lo moltiplichiamo per il peso a livello europeo, possiamo dire che almeno il 20% dell'irrigazione a livello europeo si fa in questa area. Questa è un'area che si colloca tra i primi 3-4 zone o paesi a livello mondiale. Quando si parla di irrigazione si parla di Israele, California, Spagna e Italia, e quando si parla di Italia si parla di questa zona. Mi pare che abbia inquadrato bene la situazione e quanto siete importanti nella gestione dell'acqua nel bacino padano. Sicuramente sì, appunto. Guardate, si quantifica che un territorio che riesce a irrigare produce 3 volte di più rispetto a dove non arriva l'irrigazione, ma soprattutto si produce quei prodotti, quelle eccellenze che hanno un valore aggiunto. Provate a pensare in questo momento nel bacino padano quelle che sono le eccellenze che oggi noi ci vantiamo di produrre, di esportare e di creare ricchezza con quello. Se non ci fosse acqua, vi assicuro che a partire dal Prosecco, mi può confermare anche il presidente Gerolimetto, anche alcune culture, come posso dire anche il Prosecco, andrebbero sicuramente in difficoltà. Quindi... Ecco, poi diciamo una cosa, perché quando si parla di pianura padana viene in mente, diciamo così, la parte bassa, però diciamolo pure che se non c'è l'acqua non c'è il mais che alimenta gli allevamenti che producono il latte, che fanno il grana padano e il parmigiano reggiano. Certamente. Perché partiamo di Prosecco, ma da quella parte è altrettanto importante, la filiera del grana padano e del parmigiano reggiano, lo ricordiamo, prevede il mais nostro. Anche perché quello che arriva da altre parti non si sa come sia. Ma questa cosa la riprendiamo un'altra volta. Però, direttore, riparto da lei perché poi arrivo agli altri presidenti. I soldi che noi mettiamo, tra l'altro non ce l'ho sotto mano, ma volevo farvi vedere la bolletta che arriva del consorzio Piave, dove vanno a finire? Allora, il contributo, tenete conto che in Veneto ci sono 1.800.000 contribuenti che contribuiscono in modo totalmente diverso. C'è chi ha il piccolo immobile e contribuisce con la quota minimale, ma ci sono anche, per dire, le grandi risaie del Delta del Po che contribuiscono con 400.000 euro anno di bolletta. Quindi c'è, io ho il tetto di casa mia, mi misurate la metratura del tetto, mi fate un calcolo. Esatto, c'è proprio un ufficio dedicato all'interno del consorzio. Sono andato a informarmi. Bene, questi soldi qua? Questi soldi qua vengono utilizzati per la manutenzione ordinaria utilizzata dai consorzi. Cosa vuol dire manutenzione ordinaria? Vuol dire la gestione prima di tutto della struttura stessa. Tenete conto che quelle bellissime idrovore che giustamente sono state ricordate prima, a livello veneto costano 25 milioni di euro di energia elettrica. Alcuni ricordiamolo, 25 milioni
di energia elettrica vengono spese in tutto il Veneto, di cui ci sono sicuramente dei consorzi, quelli che sono più in basso, quelli che hanno la maggior parte di queste 400 idrovore, che hanno addirittura il 30% del loro bilancio viene speso per sostenere i costi dell'energia elettrica. Il signore lì. Lui è uno dei grandi contribuenti, poi abbiamo anche il consorzio del Delta del Po, dove oggettivamente c'è una situazione ancora più pesante. Dopodiché si mantiene la gestione e si fa la manutenzione ordinaria, ovvero la famosa pulizia dei canali che qualcuno ricordava, appunto, degli interventi. Quindi con prima. la barca? Con la barca, con le attrezzature, insomma, con le varie... tutto ciò è anche mantenere in funzione l'impiantistica. Provate a pensare, quando sapete, insomma, adesso ci sono delle precipitazioni improvvise e molto violente, provate a pensare avere delle strutture che sono destinate a sollevare l'acqua e portarla via, che non funzionano. Cioè, anche quello è un compito non da poco, una responsabilità non da poco. Questa è tutta la, diciamo, manutenzione ordinaria, no? Esatto. E invece parleremo poi della manutenzione straordinaria, cioè dei progetti, perché io poi qui vi farò sentire anche un altro presidente di consorzio che è qui vicino, che ha fatto un paio di progetti interessanti. Volevo tornare, ma poi, allora, qui abbiamo il problema di buttare fuori l'acqua. Poi voi avete anche il problema di mettere delle paratie per il cuneo salino, mi pare? Sì, allora la questione fondamentale è, come diceva anche il collega Amedeo prima, l'acqua c'è ancora, piove qua più o meno la stessa quantità storica mediamente, ma in periodi molto concentrati, momenti molto concentrati, più agevolmente, e quindi questo crea uno squilibrio. La necessità di mettere delle barriere antisale per evitare che il famoso cuneo salino, che non è altro che quest'acqua di mare che entra nei fiumi perché il fiume è basso, queste barriere danno la possibilità di salvare l'ultima acqua disponibile e di tenerla utile per l'agricoltura. Perché, ritornando al discorso di prima, l'acqua che viene, l'agricoltura non spreca acqua, l'agricoltura trasforma l'acqua in cibo, l'acqua sprecata è quella che se ne va a mare, quella è acqua sprecata. Dobbiamo fare di tutto per trattenere quest'acqua, anche il discorso del flusso minimo ecologico. Il fatto di prelevare l'acqua dal fiume e metterla sui nostri canali vuol dire fare invaso, evitare che questa vada a mare, fare invaso diffuso e che crea un beneficio diffuso. Mi fa sorridere perché quando parliamo di invasi, Medeo Giorgiometto sorride perché è una battaglia che lui sta portando avanti nella Marca Trevigiana da mo', perché noi di invasi ne avremo tantissimi, che sono le cave, e quindi la domanda è d'obbligo. A che punto siamo con quel progetto, Presidente? Allora, diciamo che... Intanto diciamo qual è il progetto, perché io me lo ricordo, qualcuno di noi se lo ricorda. Diciamo che il nostro consorzio conta circa una trentina di bacini distribuiti sul territorio e riusciamo a invasare circa 3 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua, che sono niente sostanzialmente. Questi bacini che abbiamo... Tradotto sarebbero praticamente delle, mettiamo, ex cave o cose di questo genere. Si tratta di alcune cave che sono state recuperate e che abbiamo adattato, e evidentemente per mettere a disposizione una cava perché possa invasare l'acqua bisogna creare delle strutture che fa confluire l'acqua in quel sito, poi viene governata. Allora, nello stato attuale prevalentemente queste servono per controllare i corsi d'acqua nei momenti di criticità e perciò servono come sicurezza idraulica prevalentemente, però per quel che riguarda invece la considerazione che avevo fatto prima, alla quale tu fai riferimento, è che dobbiamo riuscire a creare degli invasi anche in pianura. E la nostra provincia, che è una delle province più scavata in Italia, con delle cave enormi di qualche milione di metri cubi, anche se rispetto alle nostre necessità sono sempre poca cosa, però per il territorio secondo me avrebbe una duplice risposta. Da un lato ci aiuterebbe nei momenti di queste piovosità incontrollate che oggi abbiamo. Ma spieghiamolo ai nostri telespettatori, perché quando piove tanto i primi che si muovono siete voi, perché addirittura prima di piovere... Teniamo presente che... come funziona il Museo dei Sassi? Ecco, teniamo presente una cosa, che noi viviamo, per fortuna io dico, ci sono i consorzi e c'è un sistema articolato e collegato anche con delle strutture regionali, parlo per esempio dell'ARPAV, dove emettono le comunicazioni di emergenza
dove puntualmente i consorzi si mettono in allerta. Essendo in allerta, l'allerta può essere gialla, rossa e così via, e sulla base di questo noi siamo operativi sul territorio, giorno e notte. Ma operativi in che senso? Vuol dire che noi abbiamo del nostro personale, il nostro consorzio per esempio in Campania ha mediamente una trentina di persone che sono presenti sul territorio, che quando ci sono questi eventi dobbiamo aprire o chiudere delle paratie, per esempio il Monticano, il Livenza, dove noi come consorzio siamo convenzionati col Genio Civile, e in questi momenti, siccome bisogna riuscire a governare l'acqua di questi corsi d'acqua che si riversano nuovamente nei fiumi, evidentemente bisogna essere presenti, perché altrimenti assisteremmo appunto, come diceva prima il mio collega, all'allagamento del nostro territorio. Se non fossimo presenti con la gestione di questi momenti di criticità. Castelfranco l'avete salvato. Purtroppo abbiamo visto a Castelfranco che nonostante quelle opere che erano state realizzate, mi riferisco a 2 invasi che sono a nord, che gestiamo direttamente come consorzio, che riusciamo a invasare quasi 1 milione di metri cubi, ecco, non sono più sufficienti. Bisogna continuare a alzare l'asticella su questo. Direttore, ma allora i soldi che noi mettiamo servono anche per queste cose, oppure vi dà una mano qualcun altro, tipo l'Europa, tipo la Regione? Allora, sulla manutenzione straordinaria, appunto si sta andando verso i nuovi progetti. Allora i consorzi progettano, dopodiché devono cercare una linea di finanziamento, che sia Regione, che sia PNRR, a cui mettere. Come Regione Veneto siamo stati veramente particolarmente operativi e attrattivi, perché dal 2015 al 2017 al 2025 sono state realizzate e finanziate 142 opere, appunto destinate a mettere sia in sicurezza ma anche la difesa, in merito alla difesa del suolo, ma anche per cercare di affrontare quelle che sono le siccità. Sono stati investiti 555 milioni di euro, quindi indubbiamente insomma una bella azione. Oggi abbiamo in essere parecchie progettualità presentate anche qui con un'altra linea che appunto si chiama TNISI, che abbiamo concluso a gennaio di quest'anno. Anche qui abbiamo 45 opere che sarebbero finanziabili, sarebbero già cantierabili da domani se arrivasse la linea di finanziamento. Anche qui sono il Ministero che è deputato a fare una sorta di graduatoria in merito alle risorse che ci sono. Non è il Ministero dell'Agricoltura o no? Ci sono sia del MASAF, che del Ministero dell'Agricoltura, che anche del MITE e del Ministero delle Infrastrutture. Appunto, perché questa è più un'infrastruttura. Dipende appunto dove viene appoggiata. Fatto 100 quello che vi serve ogni anno, diciamo, per progetti e manutenzione, noi piccoli contribuenti, quanto contribuiamo con la bolletta che vi mandiamo? Perché così uno capisce anche cosa paga e quanto paga. Per quello che riguarda le opere straordinarie, nulla, è solamente la manutenzione, è la normativa che dà questo input. Ecco. Quindi la norma dice che il contributo non può essere speso per un'opera faraonica e fa parte costruire il suo pezzettino. Ci deve essere un'altra linea di finanziamento, va solamente sulla manutenzione ordinaria e tutto quello. Quindi posso tradurre dicendo: noi paghiamo un contributo perché voi riusciate a mantenere a posto tutto il nostro territorio in maniera tale che loro abbiano l'acqua per darci da mangiare e contemporaneamente non ci arrivi l'acqua in casa, che così esatto, questo è una buona gestione, e mi consente di dire che una grossa fetta di queste risorse viene destinate anche a tutte quelle che sono le opere, le funzioni ecosistemiche che hanno che ha appena descritto, insomma, brevemente il mio Presidente. E allora proprio per questo sentiamo Federico Zanchin, che è il Presidente del Consorzio Acque Risorgive, perché loro sul Musone dei Sassi hanno messo in piedi un bel progetto. E uno dei progetti più importanti è questo del recupero del sedime del Musone dei Sassi per la sua messa in sicurezza.
Ma non è un progetto che riguarda solo la messa a sicurezza, è un progetto che vuole riqualificare un territorio molto vasto che parte quasi dalla sua origine, quindi partiamo dal comune di Loreggia, seguendo poi Campo San Piero, Noale, per arrivare fino a Venezia, passando per l'importante centro anche di Milano. È un intervento molto complesso che prevede la creazione di vasche di laminazione per la depurazione delle acque e anche come vasche di contenimento per le piene. E poi è un progetto che vuole fare ritornare ai fruitori, quindi ai cittadini, delle aree umide riqualificate, fruibili, dove viene preservata la biodiversità, oggi molto messa in rischio dalla continua sottrazione di suolo per l'urbanizzazione. Ecco, queste vasche che voi avete pensato hanno un duplice effetto, cioè quello di gestire le acque ma anche di depurarle, perché ricordiamo che questi canali comunque hanno gli scoli derivati anche dai campi e quindi con fosfati importanti. Sì, sì. Queste vasche di eliminazione seguono dei progetti già realizzati nel nostro comprensorio, ne abbiamo almeno 20 già che sono realizzati e finanziati con la legge speciale per Venezia. La sua origine è stata quella di salvaguardare la nostra laguna abbattendo i nutrienti, quindi principalmente fosforo e azoto. Okay? Ma queste vasche di laminazione, oltre a migliorare la qualità delle acque, hanno la possibilità di contenere e trattenere le acque quando gli eventi meteorologici avversi causano rischio per i nostri centri abitati. A distanza di anni abbiamo visto che queste aree diventano dei veri e propri parchi gestiti da associazioni quali associazioni ambientaliste e sono veramente usufruite in maniera costante da tanti cittadini. L'ultima esperienza, per esempio il Parco delle Giare realizzato nel comune di Mira, da appena un anno è già una meravigliosa area di ripopolazione e sabato mattina, sabato 7, in occasione della giornata internazionale delle zone umide, l'abbiamo aperta al pubblico e abbiamo avuto oltre 100 visitatori e quindi per noi è una grande soddisfazione e dimostra quanto il Consorzio, oltre all'aspetto di bonifica di rigo, valuti molto anche l'aspetto ambientale. Insomma, abbiamo raccontato sostanzialmente che cosa servono i consorzi di bonifica, abbiamo cercato di raccontare perché, insomma, e quindi c'è anche l'aspetto ambientale. Voi vi chiederete cosa ci faccio con questa cosa in mano, se lo stanno chiedendo anche i miei ospiti, i nostri ospiti. Voi dovete sapere che questa è la pala della bonifica. Questa arriva da Musile di Piave ed è del 1910 ed me l'ha data in prestito ovviamente Aldo Cescon, che è uno che come dire, fa la raccolta dei cimeli storici dell'agricoltura, e la particolarità è che è fatta metà in metallo, metà in legno. Voi sapete perché? Perché quando si scavava la bonifica, che è fango, puramente fango, la parte di metallo serviva per incidere sul fango, però certo, se era tutta quanta in metallo rimaneva incollata. Scivolava. E quindi la seconda parte, quella in legno, permetteva di dare massa, ma perché potesse essere staccata, perché quando uno la lanciava riusciva a staccare. Era per dire insomma da dove vengono i consorzi di bonifica e con voi naturalmente dove andranno. L'ultima parola la lasciamo però al nostro agricoltore, visto che ormai il nostro tempo è andato, tornerete vero, a raccontarci ancora i consorzi, perché ce ne sono ancora cose da dire. La subsidenza non l'abbiamo neanche toccata, e la subsidenza è un tema importantissimo. Tenete presente che ci sono 34 concessioni che sono state date dal governo per poter andare a pescare il metano in Adriatico, e questo sta facendo tremare non solo i consorzi di bonifica ma le intere popolazioni del delta del Po, perché se torniamo a pescare in Adriatico si va giù, c'è la subsidenza, e se si va giù dai 4 metri andiamo ai 7 e agli 8, e se le idrovore smettono di pompare fuori l'acqua, qualcuno mi dice, il mare arriva fino a Padova, e quindi avete capito com'è la storia. E il Polesine ha già dato. E il Polesine ha già dato, ma non ha dato solo il Polesine, perché in genere tutti noi abbiamo già dato. L'agricoltore, stante a tutto quello che ha sentito fino adesso, cosa pensa di questi consorzi di bonifica e secondo lei quanto bisognerebbe riuscire ad investire per migliorare la loro attività? Secondo me il consorzio di bonifica diventa fondamentale, è un partner strategico per l'agricoltura, è un elemento che dal quale non possiamo staccarci. Avere l'acqua è garanzia di poter continuare a coltivare nei nostri territori. Investire in agricoltura è sempre stato un impegno che l'agricoltore ha fatto, già dal dopoguerra si è meccanizzata tutto quanto il lavoro,
e si sta oggi arrivando ai computer che con guide satellitari e una gestione a ISO-BUS per le semine. Siamo già attrezzati con i computer per l'irrigazione in modo da tenere sotto controllo gli appezzamenti per la quantità d'acqua necessaria. Abbiamo centraline che monitorano l'umidità del terreno e quanto ha bisogno la pianta di acqua, e questo continua a essere per noi innovazione ma anche sostenibilità del reddito, perché nulla va sprecato. Investire nei consorzi è un obbligo che noi da agricoltori lo facciamo. Il costo che abbiamo oggi supera il 10% dei costi generali che abbiamo, il margine che ci rimane netto è ormai relativo, quindi non possiamo mettere di più del nostro. Abbiamo bisogno che l'acqua e il bisogno d'acqua che hanno i nostri territori sia sempre di più condiviso con il cittadino, e tutti quanti possano mettere una parte delle risorse perché questo bene comune diventi sempre più strategico e sia garantito. Mi viene di fare una battuta: a volte si sente per i telegiornali che vanno su Marte a vedere se c'era acqua un tempo. Noi con i dati che abbiamo sappiamo che tratteniamo all'incirca il 10% di acqua. Se investiamo di più sul presente e ci garantiamo almeno il doppio dell'acqua che cade nella terra, forse riusciremo a superare quei limiti di tempo che oggi ci fanno paura, perché sperare, siamo in primavera, che l'annata vada bene, che piova, forse accendendo anche un cero, non è sicuramente la soluzione ottimale, perché la garanzia del reddito di un'impresa agricola non può essere dato da una speranza, dalla fiducia. Ci serve concretezza, ci servono investimenti, ci serve la certezza di portare a casa un risultato, anche perché alimentarsi è un bisogno che abbiamo tutti, quindi condividiamo con noi, siamo i produttori, ma condividiamo con il resto degli italiani, insomma, questa grande esigenza. Perché avete capito, insomma, la tecnologia è importante, e la toccheremo in un altro tema, quello del risparmio idrico. La sinergia con l'agricoltura è già forte proprio per questo, serve maggiore sinergia anche da parte dei cittadini, sprecare anche magari meno acqua. Io direi che la frase più bella l'ha detta appunto il nostro agricoltore. Noi questa agricoltura di sera la facciamo per informare, per dare possibilità agli agricoltori e anche a tutti gli altri attori del mondo agricolo di presentarsi, di comunicare maggiormente, ma soprattutto a tutti i consumatori, a tutti i cittadini di avere maggiore consapevolezza, in questo caso anche per quanto riguarda l'acqua, perché alla fine i soldi magari si fanno, ma mangiare comunque bisogna, e i soldi non si mangiano. Detto questo, chiudiamo questa prima puntata di Agricoltura di Sera. Grazie ai nostri ospiti, grazie a tutti voi per l'attenzione. Come sempre, mutuando quello che facciamo nel corso del settimanale, l'ultima parola noi la lasciamo al Bastian Contrario, che è questa nuova rubrica che parte con Agricoltura di Sera, e noi come sempre, anzi non come sempre, da oggi in poi, ci vediamo ogni mercoledì in prima serata su Antenna 3 alle 21. Vi aspettiamo. Buonasera a tutti signori. E qua ho sentito che vi parlate di acqua. È un tema non mi è facile da risolvere, perché l'acqua è senza corni e avanti che a voi. Tutti quelli che hanno suo fare cambiare strada ai corsi dell'acqua, prima o dopo che ha toccato tornare in Dio, perché ya si è tolto la sua proprietà. Certo che però vedremo sempre, ogni volta che piove, dei disastri in giro, che bisogna cominciare a ragionare un pochettino a volta e fare robe come che Dio comanda. Mi qua ho in mano una fotografia del Piave del 66, la Ascensione del Piave, che è esondato. Ma parlo anche dei nostri scoi che abbiamo qua da vicino. E si sta fatto tanti bacini di laminazione, di quei mezzi campi che nessuno ha mai visto. Ma se te va a peseggiare, che ne abbi fatto uno a 150 metri dal campanile. Non sia il massimo, perché voglio vedere da qua 10 anni chi che va in mezzo a nettarlo, da erbe, dagli alberi che cresce, da tutte le bestie che non voglio fare il nome, che ne sarà dentro là. Dal momento che si proprietari del fondo del canale, potresti slargarlo 1 metro per parte e fare da bacino, e l'acqua fa andare pian, a parte all'inizio magari andare pian, in maniera che va fuori una quella che altri. No, che sono 20 km di un scoglio, i primi 10 km non viene guadagnato con giosso sul fosso, e che altri che va per sola e va sotto acqua, e dopo che c'è un sacco di danni da pagare. E io sempre gli stessi che paga,
e l'acqua non c'è neanche la sua, c'è qui che altri. Perciò, quando che pensate di fare delle robe, trovate, fate i progetti, ma fate delle robe fatte bene. Perché qua, dopo 60 anni, come prima, e cosa voglio che vi dica? Stasera vi saluto così, con queste 4 parole sull'acqua, ma sarà un poco più cattivo col tempo. Quando che piove tanto, che vedi che scravassa, che viene di fe compagno della gente di Sant'Alberto, che quando che piove, vai quarto e non succede niente. Buona serata a tutti!